fronte al cambiamento che potrebbe arrivare magari il principe che la porta al ballo e la fa riconoscere come elemento importante di un settore che ha così rilevanza nella nostra società. Questo potrebbe essere già testimoniato dal nome dei relatori che sono presenti oggi, che interverranno, e possiamo dire senza tema di smentita che sono tra i nomi più importanti del settore forestale italiano. Siamo anche in attesa della dottoressa Alessandra Stefani, direttore generale della direzione foreste del Ministero, a testimonianza dell'attenzione che c'è su questo tema. Noi siamo in diretta streaming, quindi abbiamo dei tempi abbastanza contingentati, quindi il nostro convegno si articolerà nelle 3 ore fino alle 12:30. Avrà un primo momento dedicato alla presentazione del contesto generale delle proposte che sono scaturite da questo manifesto delle attività vivaistiche che è stato redatto e promosso dalla Fondazione Albertaria, dalla SISEF, Società Italiana di Silvicoltura ed Ecologia Forestale, e da ANAF, l'Associazione Nazionale delle Attività Regionali Forestali, che ringraziamo per l'impegno e anche per aver promosso e sostenuto questo intervento. E poi avremo una seconda parte in cui metteremo a confronto le diverse esperienze delle regioni del nord Italia. Abbiamo qui naturalmente i diversi rappresentanti che racconteranno qual è la situazione e lo stato della vivaistica forestale. Questo momento è il primo di un percorso che vedrà un secondo convegno simile da realizzarsi nel centro-sud Italia per mettere a confronto le regioni del centro-sud, e poi al termine, entro la fine dell'anno, un convegno a livello nazionale per provare un po' a tirare le somme, fare sintesi delle diverse proposte, delle azioni da attivare per rispondere a questa importante necessità di produrre le piantine giuste per lo scopo giusto che dovranno essere messe al posto giusto. Ringrazio quindi da ora tutti voi che siete presenti della vostra attenzione, ringrazio tutti i relatori e apriamo il convegno in attesa dell'arrivo della dottoressa Stefani con l'intervento di Graziano Martini Barzolari, presidente dell'Ordine delle Agronomi Forestali della provincia di Belluno. Buongiorno a tutte e a tutti. Ho il saluto dell'ordine che orgogliosamente rappresenta l'ordine dei dottori agronomi forestali della provincia di Belluno. Ringrazio gli organizzatori, in particolare il presidente del Mongarone Fiere, lo staff del Mongarone Fiere e la NAR, il presidente il dottor Enrico Campo, presidente del comitato scientifico, con cui ho avuto anche modo di collaborare da tutto il lavoro internazionale Foreste Montana alla Convenzione delle Alpi qualche anno fa. L'importanza del tema dell'incontro è indubbia. La vivaistica forestale ha avuto nel passato una grande importanza e mi fa piacere a questo proposito aver l'occasione di menzionare un grande cavallo, Giovanni Sala, nato a Porta di Salone. È utile ad essere stato in genere anche solo ricordato come eroe del primo conflitto mondiale per la conquista del Patto della Sentinella. È stato nella sua vita professionale un illustrissimo forestale, autore di numerose pubblicazioni, tra cui anche 3 sui vivai forestali. La prima nel 1938, quando svolgeva l'incarico di docenza di silvicoltura e agricoltura presso la Facoltà di Agrari dell'Università di Milano. La seconda nel 1943, quando, con grado di console generale, era al comando della milizia nazionale forestale. La terza nel 1957, ormai a riposo, dai incarichi della pubblica amministrazione. Sia dopo la prima che
guerra mondiale, anni 20 e 30, che dopo la seconda, anni 50, 60 e parte 70, la urbanistica forestale ha avuto uno sviluppo molto consistente, comunque sempre esattamente in mano alla pubblica amministrazione. Chiaramente i tempi e le condizioni erano diverse, termini come cambiamenti climatici, biodiversità, eccetera, non erano presenti. Forse l'unica parola in comune in campo forestale come ora era ostico. Da sempre il paurato dei forestali del mondo. Ora, dopo decenni di silenzio e di smantellamento delle strutture presenti sul territorio, il divario della comunità urbanistica forestale torna completamente di attualità. C'è da domandarsi, siamo preparati ad affrontarlo? La pubblica amministrazione in materia forestale ha subito un grande cambiamento, non so quanto sia proponibile nella sua esclusività in materia di certo è che comunque una sua importante partecipazione è necessaria, ai fini di evitare interessi economici di loro controllo che potrebbero generare ritorni. Affermiamo che la vivaistica è uno strumento per la silvicoltura. Sono sempre dell'idea che le foreste devono essere governate con i canoni della silvicoltura sostenibili. Solo conseguentemente possono essere considerati gli effetti dei canoni economici. Purtroppo non tutti oggi la pensano così e con i cambiamenti climatici in atto stiamo cominciando a vedere gli effetti negativi di tal modo di pensare da qui. Penso anche che guardare al passato e a ciò che finora è stato in materia di animali forestali sia molto importante per attualizzare e lamentare i risultati, per attualizzare e guardare il futuro tenendo sempre presente che la scienza non è una verità, ma un metodo, e che la natura ha ampiamente dimostrato che per quanto riguarda il bosco di avere i suoi limiti e soprattutto di allungare e di prendersi sempre la rivincita soluzioni antropiche non soddisfacenti, presentando spesso un mondo molto salato. Teniamo in considerazione che per quanto riguarda il bosco, i tempi di riferimento non sono mai brevi e una valutazione oggettiva può essere fatta solo dopo decenni o addirittura dopo qualche secolo. Nell'elaborare una proficua discussione, sono sicuro che la professionalità dei dottori forestali che operano quotidianamente sul campo può dare un valido statuto apporto, non solo per quanto riguarda le aree costate, ma anche la riqualificazione delle aree urbane e l'investimento delle aree urbane. Io mi fermo qui, inviterei gli iscritti agli ordini del dottore Claudio Forestali di registrarsi per avere delle informazioni. Grazie mille Graziano delle due parole a nome dell'ordine del dottore agronomi forestali di Betulla. Siamo sempre in attesa di Alessandra Stefani, appena arriverà, presa tra diversi impegni, troveremo il modo di lasciarle lo spazio per le sue parole. Comincerei quindi come la prima parte del nostro incontro, del nostro impegno, dando la parola a Paolo Mori, in rappresentanza di Fondazione Alberitalia, direttore mi sembra della Fondazione Alberitalia, sul intervento riguarda la nuova domanda di giochi in piante forestali in Italia. Buongiorno, vedo molto fatto di immagino che vi parlerò di cose che in parte conoscete, poi loro. E partirei dal fatto che noi sappiamo e qualcuno ce l'ha detto negli anni 80 e nel 1997 sono passati 25 anni sono fare qualcosa per fatto altro, una cosa che forse si poteva arrivare un po' prima. In realtà quando è uscito questo non stavamo pensando
nel mezzo del regolamento del 69, eravamo nel mezzo di una crisi di qualifica. Vi ricordate? Grande richiesta di altri, poca produzione, grande importazione all'estero e con dei punti in cui ci dicevamo ma questa cosa non deve succedere, dobbiamo organizzarci prima, dobbiamo organizzarci. Vi ricordo che circa 6 anni di applicazione, 5-6 anni di applicazione, poi sono iniziato a fare il 1994 e sono l'unità. Quando nel 1993 abbiamo piantato 500.000 ettari un albero, diciamo, circa 77.000 da qualcosa e non è ricordo bene la persona memoria. Quindi abbiamo pensato più di 1 milione di alberi che abbiamo studiato 6 anni per fare questa cosa. E una non stata piace. Dal fine da questo. E poi abbiamo proseguito con i programmi importanti del 2006 affievolendo sempre di più la produzione di logistica e la richiesta di materiali di logistica fino ad arrivare a 15 anni quando è aumentata esponenzialmente e improvvisamente la richiesta di gestione. Ci siamo accorti che piantare alberi è una delle soluzioni per il problema è che siamo nella situazione che abbiamo avuto nel regolamento del 79. È più comprensibile da questo punto di vista perché non fa necessario Dubai che viene richiesto la possibilità sia che già il soggetto pubblico sia che già il soggetto privato. Stai creando molto meno così scusate ma pensavo di essere là molto ecco dicevo una richiesta che sia stata affievolendo io ho avuto per l'attività che svolgo a territorio della fondazione Albertare che ho lavorato io ho fatto un'attività di comunicazione e formazione universitaria, quindi per lavoro arrivo in contatto con chi si occupa di piantagioni a buon livello, sia del pubblico che del privato, che professionista. E nel 2015-2016 ricordo benissimo che c'è qualcuno che diceva che se ci dobbiamo ancora di vicino interessare, perché ci dobbiamo? Nessuno deve impatto qua. Voi, i vari pubblici che conoscevo, dicevano che la università per quando quindi questa richiesta arriva in un momento in cui abbiamo indebolito gradualmente la richiesta, non volontariamente, non è stata una scelta politica, ma abbiamo indebolito gradualmente la richiesta di Val e questo ha portato un graduale indebolimento dell'offerta. Adesso la situazione è che nel settembre del 2019 venne lanciato l'appello in Italia dall'associazione della Guardia Civile da Stefano Mancuso e da Carti piantiamo un albero per l'Italia. 60 milioni di alberi ai numeri di stratosferici che sono stati presentati e noi eravamo qui a Lucarone e ci comportavamo non sapevamo esattamente come comportarci rispetto a questa sparata perché era uscito da poco rapporto e avevamo capito che la rivalità forestale italiana produceva meno di 5 milioni all'anno per arrivare a 60 milioni che sembrava un po' perché aveva fatto un sparatissimo l'italiano per la semplificazione assoluta del piantare un albero ci vuole ognuno per sempre più
troppo, quasi amministrativa, perché veramente il peggio del testo. Stavamo per scrivere un comunicato stampa, come dire, corrosivo perlomeno rispetto a questo aspetto, poi invece ci siamo confrontati e abbiamo detto no, questa è un'incertezza della collettività e noi dobbiamo provare a dare una risposta. E ci siamo messi diciamo, a tavolino per capire come potevamo risolverla. Nel frattempo, questa stagione sono stati un obiettivo visibile rispetto all'obiettivo dei 3 miliardi della Commissione europea, dei 1.000 miliardi del cimenti dello scorso passato, del miliardi a livello planetario, ma noi che spetterebbe 2 miliardi. Con meno di 5 milioni di abbinamenti per gli altri è impensato, una cosa assolutamente, però possiamo migliorare. Al di là del fare che fanno, noi siamo qui per dare una risposta e dare il nostro contributo. Sappiamo tutti che affrontare la crisi climatica significa ridurre fortemente le nostre emissioni, prima di tutto, ma significa anche sottrarre al CO2 dell'atmosfera. E gli altri sono principali, sono quasi due, il principale strumento che abbiamo per sottrarre l'atmosfera CO2, quindi contribuire a contrattare le la Fondazione Alberitaria ha un dollaro un grado tale con giudizio, però è qualcosa che si può piantare l'altro piantare l'altro significa avere l'altro quindi il problema avere l'albero, sapere qual è il contenuto dell'albero è la soluzione importante. L'altro aspetto di cui sappiamo come servizio è che non basta per farlo, dobbiamo curarlo. Quindi il materiale invalidito della specie e della produttività di qualità vivaistica elevata, ma poi ci vuole, che mi rivolgo ai professori, chi sa fare il lavoro, chi sa preparare il terreno, chi sa aprire le buche delle professioni, chi sa metterli alla giusta distanza una dall'altra per raggiungere l'obiettivo che vogliamo raggiungere, e poi una volta deve saper difendere queste confine dalle difficoltà che porteranno questi altri. Perché piantare e basta purtroppo porta dei grandi fallimenti. Quest'anno in particolare, con le alte temperature e la poca pioggia che abbiamo avuto, i piantagioni sono state spangerate con una cosa fantastica che hanno avuto più dell'80% di mortalità. Con irrigazioni dichiarate, ma palesemente non fatte. Quindi, se vogliamo veramente risolvere e dare una risposta, che forse non sarà all'altezza dei 2 miliardi che vorremmo teoricamente l'ospedale di Lato, non di disponibilità di l'ospedale di Lato che vorremmo piazzare in Italia, ma anche qualche milione stanno anche sotto 10, sarebbe complesso, però dobbiamo organizzare la università pubblica, la università privata, la professionalità di chi utilizza questo materiale che deve saper valutare molto bene il luogo in cui va a piantare, l'obiettivo per cui pianta, le distanze che abbiamo, per cui posturare l'organizzazione dell'azienda in cui o del proprietario in cui si va a piantare. Mi faccio valutare solo un esempio banalissimo, pochi giorni fa, sempre per la Italia, a Siena, sempre chiesto di piantare, di capire se era possibile piantare con 4 ettari di terreno, sono fatto il sopravvento
una zona in pendenza con un terreno superficiale senza disponibilità di acqua. Non fare cascare dove c'è più cascare di fuori. Allora, qui bisogna avere il coraggio, che non si può fare, scegli un'altra soluzione. Il professionista ha detto, ma tu hai mai piantato degli alberi? Li hai gestiti? Hai le macchine per fare le lavorazioni? Sei in grado di irrigare? Se non siamo in grado di fare questo non significa che non piantiamo, ma dobbiamo essere in grado di fare delle attività che sono proporzionali a quelle che sono le capacità, le potenzialità del terreno, le capacità di chi gestisce le piante. Non dimentichiamocelo, perché ora io mi faccio una provocazione che soprattutto per questa vita, ma perché lo conosco, perché abbiamo fatto quanto, però sai, a causa che parliamo della sua, del bel racconto, un bel esempio. Però c'è un problema persona che non racconta. Quest'uomo camminava e camminava nelle sue campagne, seminava studiando, piantava fumando. Chi lo legge e non è del settore, non si rende conto che non basta, come può bastare, a ragione di quello che è stato scelte della piante e sono venute fuori 500 piante, perché la mortalità naturale è altissima. Si devono seguire poi le piante, come si diceva. Io ancora un minuto, sono autorizzato. Stavo dicendo, è importante seguire le piante, perché uno ha fatto esattamente come fa una natura, come fa una quercia produce migliaia di semi per vederne uno che diventa naturativo. Noi pretendiamo di fare noi prendiamo una pianta, la mettiamo là e pensiamo che la sola possa arrivare a diventare un albero. Non funziona così. Molti di voi sanno bene, una pianta per poter diventare una bella vita deve superare il stress che subisce nel passare dal vivere in un salotto come un vivaio a un ambiente competitivo come un centrocampo, per l'acqua, per le sostanze nutritive, per la competizione con l'erbaceo, per la presenza di animali diciamo ungulati, ma anche lepri, ma anche insetti che sono ben contenti di trovare queste piantine e mangiarle. E noi dobbiamo rispettere. E solo dopo che per 3-4 anni, a seconda dell'età di 5, 2, non esiste qualcosa che possiamo fare. Dopo che abbiamo ripreso da queste difficoltà potranno diventare piantine. Ecco, io credo che il messaggio che può lanciare la Fondazione Alberitaria è questo. Affrontiamo, cerchiamo di fare questa comunicazione un problema questo. Partiamo dalla vivaistica, ma arriviamo alla contestazione e alla reazione delle piattaforme di paese. Allora, in quel modo, la nostra risposta alla richiesta della produttività dare un contributo al contratto alla crisi climatica sarà efficace. Quindi vi ringrazio per la richiesta. Grazie Paolo per questo intervento in cui molto sinteticamente hai ovviamente messo in luce tutti gli elementi che devono stare sul nostro tavolo. Vedo avvicinarsi Alessandra Stefani, buongiorno Alessandra, ben arrivata. Se vuoi venire subito, non so quali siano i tuoi impegni, ma mi dicono che dovresti essere richiesta subito per un tuo intervento in presentazione, se poi ti vieni, ti ascolti e se ci sarai ti lascio le conclusioni finali, però probabilmente sarai ben arrivata. Grazie, scusate. Buongiorno a tutti. Scusatemi, io ero qui, ma stavo chiacchierando con amici e conoscenze che si rendono sempre volentieri, che quindi
essere qui, mi alzo perché tutti qui la personalità. Oggi è veramente una giornata importante e le cose che diremo avranno un significato profondo per quello che ci aspetta, e veramente ci aspettava da un po'. E devo dire, siamo arrivati un po' in ritardo all'appuntamento con la storia di questo settore, però abbiamo cercato di recuperare velocemente. Parlo di vivaistica forestale in questo caso. Parlo di vivaistica forestale a tutela della biodiversità di nostro paese. Quindi parlo di temi che riguardano i ripristini, le restauri, le assicurazioni, gli investimenti e anche il verde urbano e dell'urbano quando non ci occupiamo solo di parchi di viali o di giardini pubblici e privati. In parchi, viali, giardini pubblici e privati ha senso anche mettere delle specie autoctone, ha senso anche fare degli interventi strutturati secondo geometrie preconfigurate che abbiano una logica come il palazzo a Forestano, ha senso restaurare giardini di ville storiche con anche specie particolarmente rare, come era di moda negli anni dell'Ottocento, per esempio sulle ville dell'Aviatore, dell'Arno, sulla Rodotta, è un'altra storia. Una storia italiana, una grande storia italiana, una prestigiosa storia italiana, tanti alberi monumentali sono dentro, va bene, ma è un'altra storia. La storia che raccontiamo oggi è una storia di piantine nuove allevate con criteri speciali per andare a costituire le basi per ripristini, restauri, ritorni di aree forestali dove abbiamo bisogno di mettere. Dove abbiamo bisogno di mettere, c'è tanto da dire, ma lo diremo perché ci sono tantissime persone che intervengono e diranno cose molto interessanti. Allora noi abbiamo recepito in Italia fino al 2003 una norma a direttiva europea che ci dice che per certificare le piantine a uso forestale si devono seguire alcune regole. Diciamo che gli forestali fino all'altro ieri non avevamo detto prima. E quindi questa cosa rimaneva un po' nel vago. In realtà adesso l'abbiamo detto con chiarezza, gli forestali sono tutti quelli che abbiamo detto prima tramitati i servizi. Allora, anche quando facciamo quei ripristini del PNRR, di parlare delle città metropolitane, facciamo aree forestali, piccole e grandi vicine, anche quando spendiamo i soldi che ci sono stati dati dal decreto comunale per contribuire alla diminuzione dei inquinanti in atmosfera, le piantine che abbiamo visto da Dimora devono avere delle caratteristiche di certificazione molto importanti. Devono venire da un percorso di selezione importante anche per l'origine e per la regione di provenienza. Perché noi lo sappiamo benissimo che il trapianto in una zona aperta è un'operazione che ha dei rischi e il rischio principale è la pianta nel giro di poco. Il secondo rischio è che la pianta non sia, magari non muore, cresce un po', ma non essendo adatta a quel tipo di territorio dell'ambiente a dove è stata messa, finisce per diventare un problema invece di risolvere. Allora, una delle caratteristiche per le quali noi speriamo che questo non avvenga è mettere a dimora piantine certificate che abbiano seguito un percorso, che siano state originate da sedi presi in un luogo ben preciso, ben determinato, selezionato, con dei criteri che per ora sono solo criteri fenotipci, cioè di apparenza. Noi andiamo a prendere i semi delle piante più belle, dei boschi più belli, delle parti di bosco più belle che ci interessano, con le caratteristiche migliori di vigore, di importanza, di crescita. Adesso ci manca ancora un pezzettino di capire se questa cosa ha anche un patrimonio genetico interessante.
e utile. E questo stiamo aspettando che la scienza ci aiuti a capirlo, la scienza e la ricerca ci aiutano. Infatti noi ci fidiamo abbastanza dell'esperienza e di quello che abbiamo visto e abbiamo indicato 19 aree di provenienza in Italia, seguendo 11 fatti per altri scopi in verità, utilizzati per identificare le regioni di provenienza. Non c'è un obbligo di prendere materiale da quelle regioni di provenienza, ma c'è l'obbligo di indicare la regione di provenienza. Per quale motivo? Quale ragione per esempio? Di fronte a un pavimento climatico che si sta dimostrando con positività, come anche la legislazione che seguita il cambiamento climatico, dobbiamo anche pensare forse che specie più permettere più adatte alle siccità e ad altre temperature possono essere piantate un po' più a nord e un po' più fuori di come l'abbiamo pensato sempre. Però dobbiamo ragionare su questo, non deve essere un caso. Ovviamente le specie più importanti, quelle più in linea con l'ambiente etico, allevate con la cultura e la cultura che ci vuole perché sia così forti da resistere alle specie. Perché questo è anche un dato. Cosa ha fatto, e con questo concludo e lascio la parte scientifica, no? Io parlo con il Ministero delle Politiche Agricole, insieme alle regioni, insieme a tutti gli specialisti che ci aiutano all'interno del comitato tecnico scientifico. Abbiamo provato, almeno per la parte che ci compete, cioè la parte dell'inquadramento giuridico, a mettere finalmente in linea tutto quello che ci mancava da quando la commissione tecnico-scientifica che doveva aiutare il ministro a elaborare i decreti attuativi è stata soppressa come in una delle mensolate delle soppressioni ci è andata dentro anche quella perché perché aveva un punto di presenza per chi partecipava e quindi nell'ambito delle teorie che bisogna risparmiare è stata soppressa la commissione tecnica per cui senza commissione tecnica il ministro non poteva adottare gli atti conseguenti. Quindi i decreti attuativi del decreto legislativo. L'abbiamo riacciuffata per i capelli, restituendola grazie a una norma in fondo al testo unico delle foreste e l'abbiamo rimessa in no? Abbiamo ricominciato a lavorare con per recuperare il tempo perduto e abbiamo lavorato anche di gran corsa perché sapevamo dall'altra parte che invece ci incalzavano gli eventi, gli avvenimenti. Non abbiamo mai visto come negli ultimi anni giustamente ritornare in auge per i investimenti delle crisi per decenni siamo rimasti senza e quindi chi aveva i beni forestali, anche delle regioni che ne avevano, li utilizzavano per le feste degli alberi, per regalare alberi alle scuole, compiti assolutamente ottimi. Il problema è che i numeri scendevano gradualmente, le specie perdevano un po' di interesse e di affluenza al clima che c'erano, non c'era più tanta attenzione ai boschi da seme, non c'era più tanta attenzione alle certificazioni. Quello che ha funzionato tanto ancora, per fortuna, ma non tanto per gli indietri, sono stati i poco e sono il fiore all'occhiello del nostro paese, dove abbiamo una sperimentazione importantissima, dove esportiamo in tutto il mondo i migliori cloni, dove siamo stati in grado di elaborare delle nuove necessità di acqua e antiparassitari e quindi possiamo vantare anche da questo punto di vista un'attenzione alla biodiversità non comune. Il problema è che con la concorrenza con gli altri territori abbiamo in questo momento a cultura la metà degli ecosistemi che servirebbero solo per le industrie italiane. Vi sto parlando di un periodo drammatico, perché sapete cosa vuol dire importare materiale di qualunque tipo, e paghiamo il prezzo di non aver saputo sostenere a sufficienza la cultura italiana. Chiudo la parentesi, ma è importante, perché dentro questo discorso c'è anche abbiamo un po' perso le tracce
pace dei nostri vivai. Alcune regioni virtuose no, la competenza è regionale, altre invece insomma, si sono perse un po' per strada e i loro vivai non si sono occupati. Adesso però occorre ritornare in auge, occorre mettere in linea nuovi investimenti, i soldi ci sono. È fondamentale la collaborazione con i privati perché non basteranno i privati regionali per riuscire a produrre tutte le partite che ci servono e guai a noi se ne importiamo. Faccio un discorso di civilismo, faccio un discorso di biodiversità e di ingresso insieme alle piantine straniere, di schifezze straniere che poi fanno i danni. Andiamo avanti così, io poi vogliamo parlare di tutto quello che c'è stato in questi anni. Allora, roba nostra che ci produciamo noi, con i nostri poteri, con le nostre capacità, perché se quello vivaistico, quello ordinario italiano, è straordinario, vivace, importantissimo, qualificato e qualificato. Non si capisce perché non dovremmo fare altrettanto del vivaismo italiano. Ho l'elenco della quantità di decreti che abbiamo elaborato, buttato fuori ad Africa in questi tipi, dal punto in avanti, dalle regioni di provenienza ai Samora, alle ripristino delle albi regionali e la creazione dell'albo nazionale per portarlo nel sud europeo. Abbiamo, ultima cosa che vi posso dire, abbiamo pubblicato sul sito del Ministero l'altro ieri il supporto informatico con il CIS delle specie per specie, dei luoghi dove si trovano e delle caratteristiche dei posti d'assedio e dei materiali di propagazione suddivisi per tutto il territorio italiano, suddivisi per regione, suddivisi per regione di provenienza. Andate a vederlo, sempre sotto la pagina materiali forestali di propagazione di corsa, che non hanno di corsa, stiamo facendo tutto quello che possiamo perché le regioni siano tranquille nel rimettere a punto il sistema vivaistico. Abbiamo pubblicato anche il decreto delle guida per dei criteri di coltivazione e indicato in come ci sono dei facsimili dei contratti di coltivazione che gli imprenditori privati abbiano la garanzia che si mettono in ordine di partecipanti quelli che saranno acquistati perché e anche se mostrano un prezzo ragionevole che li paghi degli investimenti che hanno fatto. Il sistema forestale è un sistema che ha risultati a lungo periodo. Il sistema di vivaistico forestale no. Il sistema di vivaistico forestale se riparte, noi ci abbiamo messo anche attraverso i fondi che abbiamo insieme alle regioni, vedete la strategia forestale, quelli del fondo foreste, abbiamo messo a disposizione delle regioni dei fondi per l'agricoltura simplista, per la ricerca. Quindi ci sono tutte le condizioni per poter fare un buon lavoro, c'è tutta la necessità di fare. Quindi ci sono le condizioni, c'è la necessità, c'è il know-how. Adesso occorre, come dire, salire su questa presenza, adesso abbiamo corso quello di nostro. Adesso dobbiamo salirci sopra e arrivare gradualmente, e credo che una giornata come questa, che ridiscute, dopo tanti anni, io da tanti anni non sento più un convegno straordinario forestale, veramente tanti anni, ripartiamo e andiamo davvero a centrare i prodotti a garanzia dell'economia nazionale, perché questo è un investimento che produce risultati. Nell'immediato, nel medio e nel lungo. Grazie, scusate che sono andata. Siamo il direttore della direzione foreste del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, il professor Alessandra Stefani, ha fatto un quadro veramente molto ampio di tutto quanto è il lavoro che c'è da fare e il lavoro che si sta facendo. Quindi ringraziamo ovviamente per l'attività del Ministero, il ruolo della direzione in questo ecosistema vivaistico, chiamiamolo così,
è fondamentale perché ogni tassello, ogni vita deve essere occupata in modo attivo, funzionale e in questo senso sappiamo che possiamo contare sulla direzione. Quindi grazie per tutti questi interventi e queste attenzioni, anche per i finanziamenti che sono stati messi a disposizione per le azioni che sono previste dalla strategia forestale nazionale proprio sull'attività attivamente e all'interno di questo che noi dobbiamo provare a lavorare. Tu hai citato Alessandra un tema fondamentale, quello della tutela della biodiversità, il tema della diversità genetica è il mattone principale su cui costruire le fondamenta di questo sistema. Questo sarà quindi il tema dell'intervento di Renzo Motta, Presidente della SISEF, che interessa quindi la conoscenza delle risorse genetiche forestali come presupposto per il rilancio della biodiversità forestale in Italia. Renzo, te la parola. Grazie. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie a Valentino per aver organizzato l'evento e a tutti i colleghi che hanno organizzato Poster Nord-Est. Spesso dobbiamo dire questo ringraziamento di Valentino anche a Enrico che è stato all'interno di questa riunione e anche a Lorenzo Camoriano che è qui presente perché in fondo diciamo, noi stiamo ripartendo dal lavoro che era stato fatto dalle regioni negli anni 90, diciamo, per cui non partiamo da zero anche grazie al fatto che alcune regioni già negli anni 90 avevano diciamo, preso in considerazione il problema e si erano portate avanti. Non vedo lo schermo, mi metti lo schermo pieno. No, devi mettere la presentazione schermo pieno. Abbiamo fatto piovere. Vabbè, io comincio così, guadagniamo un po' di tempo. Stiamo parlando, come ha detto Alessandra prima, di vivaistica, è una cosa strana. Io non sono un genetista, permetto, quindi la mia presentazione non sarà una presentazione improntata sulla genetica, ma sarà una presentazione improntata sulla mia esperienza di forestale nella collaborazione con i genetisti alla luce di questa nuova situazione che si è venuta a creare. Ecco. Nel senso che sicuramente noi in Italia abbiamo una tradizione per quanto riguarda la vivaistica e questa attività è stata un'attività importante negli ultimi decenni. Adesso mi hanno anche bloccato la freccia. Nel 1900 diciamo, abbiamo iniziato a fare gli investimenti e a produrre diciamo, materiale vivaistico nella seconda metà del 1800 e l'attività vivaistica nel 1900 in Italia è stata relativamente importante, nel senso abbiamo diciamo, in diverse fasi piantato nel secolo scorso circa 800.000, tra le 800.000 e le 900.000 piantine. Questo aumento di superficie forestale che abbiamo osservato nel secolo scorso, quando siamo passati probabilmente dai 5 milioni di ettari agli attuali 11 milioni di ettari, è avvenuta prevalentemente per diffusione spontanea, però almeno circa 1 milione di ettari all'incirca può essere legato a questi rimostimenti artificiali che hanno avuto dei periodi importanti
diciamo, dopo la legge Serpieri tra il 23 e il 40, poi conoscete tutti la legge Fanfani del secondo dopoguerra, e quindi sono stati dei momenti, periodi importanti in cui, diciamo, l'attività vivaistica è stata molto intensa. Chiaramente negli ultimi decenni del 1900 e all'inizio di questo secolo questa attività è diminuita per una serie di motivi. Il motivo più importante è che c'era una fortissima espansione culturale del bosco e i presupposti che avevano portato a fare i rivolgimenti del secolo scorso erano in parte, non dico stati superati, ma in parte soddisfatti, no? Per cui c'è stata una forte contrazione dell'attività vivaistica, abbinata al fatto che anche in silvicoltura si è cercato molto di puntare sull'innovazione naturale, però a posteriori ci possiamo rendere conto che questo è stato un errore, no? Nel senso che noi abbiamo pensato di poter fare a meno di un'attività che invece in un paese intensamente popolato, in cui il bosco svolge una serie di servizi ecosistemici e devono essere svolti in modo continuo questi servizi ecosistemici, l'attività di rimboschimento non può essere trascurata, no? Per cui nonostante questo aumento di superficie forestale, nonostante il fatto che ormai in Italia siamo quasi al 36-37% di copertura forestale, ci siamo resi conto che l'attività di rimboschimento è importante. Prima ancora delle motivazioni che ha citato Paolo, credo che già alla fine del 1900, inizio di questo secolo, abbiamo, come dire, rivalutato, valorizzato l'attività di rimboschimento per esempio, prevenzione e mitigazione dei rischi, no? Frane, valanghe, riduzione delle acque. Poi in questi ultimi anni abbiamo avuto molti disturbi naturali, incendi, abbiamo qua nel nord-est avuto Baia. Chiaramente l'impostazione non è stata l'impostazione del forte disturbo di quello di 50 anni fa, in cui si faceva il rimboschimento a tappeto. Abbiamo capito che possiamo valorizzare l'innovazione naturale, che la maggior parte delle aree possono essere, come dire, recuperate naturalmente, ma ci sono delle aree che per necessità di protezione, paesaggio o per altri tipi di esigenza devono essere rimboschite. L'esempio di Baia è stato, sotto questo punto di vista, importante. Abbiamo visto che nonostante Baia sia successo nel nord-est, che è probabilmente la zona d'Italia che ha la maggiore capacità sia produttive che, diciamo, gestionali dal punto di vista forestale, non avevamo sufficienti piantine per reagire alle emergenze che si è verificata. Poi naturalmente ci sono altre tematiche che sono trasversali e mondiali, cioè il prossimo decennio è il decennio della ecological restoration, del ripristino ecologico degli ecosistemi. Il ripristino ecologico degli ecosistemi presuppone, come ha già detto anche Paolo prima, avere del materiale per effettuare questo ripristino, no? E se noi siamo proiettati nel 2020-2030, siamo già naturalmente in ritardo per avere a disposizione questo materiale. Poi naturalmente la tematica che è sotto gli occhi di tutti in questi giorni, in questi ultimi mesi, è la tematica della, diciamo, carbon forest, cioè dell'impianto imboschimento o rimboschimento per migliorare il sink di carbonio, per migliorare l'immagazzinamento di carbonio. Questa è una tematica che è stata, come dire, molto importante anche nella comunicazione, anche nella politica negli ultimi mesi. Non so se vi ricordate probabilmente la COP26, quindi gli intermondiali che facevano gara per promettere più impianti di alberi, l'Unione Europea, gli Stati Uniti. Addirittura il presidente Trump, che sicuramente non è un presidente che è passato alla storia per la sua sensibilità ecologica, vedete c'è una fotografia di Trump fuori dalla Casa Bianca che pianta un albero, no? Quindi è un'attività che politicamente perlomeno è stata molto utilizzata, non so, diciamo con quanta convinzione, ma sicuramente lo è stata. Per cui questa, diciamo, spinta dal punto di vista politico ha portato delle conseguenze importanti. Per esempio, la strategia europea per la biodiversità tra 2020 e 2030 prevede che l'Unione Europea pianti 3
3 miliardi di alberi. Ormai queste cifre, come ha già detto Paolo anche prima, sono partite dai 60 milioni, miliardi, adesso anche milioni di miliardi, insomma sembra di essere a Porteropoli con Porterone dei Peperoni che conta i fantastici miliardi, ma effettivamente è così, nel senso che l'Unione Europea ha messo nero su bianco questo impegno, la strategia forestale che ha seguito la strategia per la biodiversità ha ripreso questo impegno di impianto di 3 miliardi di alberi e quindi adesso tutti i paesi europei sono impegnati a trovare, diciamo, gli spazi e a produrre le piantine per raggiungere questi obiettivi. Tenendo conto che, come ha già anticipato Paolo, piantare presuppone avere il materiale, poi magari di questo io non ne parleranno altri, presuppone non solo il piantare, ma avere le giuste cure culturali, monitorare, perché diciamo la maggior parte dei grossi progetti di rimboschimento che sono stati fatti negli ultimi decenni non hanno dato dei risultati molto efficaci a distanza di 10, 20, 30 anni. Sia, non so se vogliamo pensare a quello che è stato fatto in Italia, ma anche quello che è stato fatto all'estero. Recentemente sono usciti diversi articoli sui giornali sui fallimenti delle politiche di rimboschimento che sono state fatte in Turchia, che sono state fatte in Cina e così via. Quindi queste, diciamo, sono politiche che possono essere molto utili da un punto di vista della programmazione e dell'inaugurazione della posta con l'impianto di albero, però sono politiche di lungo periodo e devono essere seguite per tutto il periodo. Da un punto di vista genetico, naturalmente la ricerca e diciamo, le conoscenze da un punto di vista genetico hanno seguito e si sono sviluppate in questi ultimi decenni e quindi abbiamo un punto di vista e un punto di partenza diverso rispetto a quello del secolo scorso. Innanzitutto bisogna dire che in Europa c'è un'organizzazione che è Euforgen, che mette insieme tutti i paesi dell'Unione Europea e che diciamo, porta avanti diversi progetti a livello europeo e anche, come dire, delle strategie, dei protocolli che devono essere seguiti a livello europeo. L'anno scorso hanno diciamo, pubblicato questa strategia genetica per le risorse forestali alle quali diciamo, tutti i paesi devono fare riferimento. Loro producono le mappe delle distribuzioni delle principali specie forestali e anche lo stato dell'arte della conoscenza del patrimonio genetico di queste specie. In Italia, nel momento in cui abbiamo affrontato nei temi che sono stati spiegati prima da Paolo e poi che saranno anche spiegati da Giustino, questa emergenza di carattere vivaistico, abbiamo iniziato a fare un esame della situazione, capire lo stato dell'arte. Ci sono stati 2 articoli che sono stati recentemente pubblicati su Foresta che fanno punto sulla vivaistica pubblica e fanno punto anche su dove siamo dal punto di vista generale in questo tipo di attività. Poi naturalmente abbiamo diciamo, i protocolli e le norme che ci vengono dall'Unione Europea. Il Ministero ha prodotto le linee guida per la programmazione della produzione di impiego di specie autoctone e voglio ricordare che assieme a questa pubblicazione c'è stato un report molto interessante che è la cartografia nazionale delle regioni di provenienza. Ecco, diciamo che ancora una volta, anche grazie ad Alessandro, lo diciamo sempre, però dobbiamo dirlo, c'è stata una buona sinergia tra Ministero, Regioni e anche enti di ricerca che ha cercato di trarre il massimo da quello che avevamo a disposizione in questo momento. È evidente che, diciamo, gli obiettivi sono più ambiziosi, però lo dicono gli estensori di questo report, che qua a Lorenzo che è presente, che sono state individuate 19 regioni di provenienza di cui ha parlato prima naturalmente Alessandra, che sono un contributo preliminare per l'individuazione poi di future regioni su base genetica. Adesso non siamo in grado di farlo, non abbiamo abbastanza dati. Vi voglio fare un esempio su quello che è la differenza tra le provenienze diciamo di carattere ecologico e quelle di carattere genetico.
Ci sono alcune specie per cui abbiamo abbastanza informazioni. Per esempio, è uscito recentemente questo lavoro sul faggio a livello europeo, vedete che nel faggio, se facciamo un'indagine su scala europea, ci sono a grandi linee 3 grandi regioni di provenienza, quella iberico-atlantica, quella appenninica, balcanica e quella dell'Europa centro-settentrionale. Le altre si trovano un po' lì in mezzo. Ma i genetisti cosa ci hanno detto? Ci hanno detto che è vero, sono d'accordo che bisogna piantare l'albero giusto nel posto giusto, no? Però loro ci hanno detto, fate attenzione, bisogna anche usare il genotipo giusto o addirittura la combinazione di genotipi giusti. Come possiamo fare per fare questo? Dobbiamo conoscere il patrimonio genetico delle specie forestali. Io vi faccio un esempio tra la differenza tra le 19 regioni di provenienza italiane, di cui attualmente di cui disponiamo in questo momento, e invece la mappa genetica dell'abete bianco. Vedete che l'abete bianco sulla vostra destra in Italia ha 5 grandi regioni di provenienza genetica: il nord-ovest, il nord-est, l'Appennino settentrionale, poi c'è una piccola fetta in Italia centrale e poi c'è, diciamo, dal Molise in giù diciamo, una grande distribuzione abbastanza uniforme dal punto di vista genetico. Per quanto riguarda le differenze genetiche, ha molta importanza la ricolonizzazione del post-glaciale, i rifugi del post-glaciale, quindi non è detto che ci sia una, diciamo, sovrapposizione tra ambiente e caratteristiche genetiche, no? Ma oltre all'aspetto, diciamo, della specie, che per l'abete bianco, vedete, ci sono queste 5 zone, no? Però per esempio da lavori che sono stati fatti dalle regioni o altri lavori, per esempio noi ne stiamo facendo uno adesso con ERSA sulle querce, noi sappiamo per esempio che il faggio della regione alpina è abbastanza uniforme dal punto di vista genetico, quindi anche sovrapponendo il discorso, diciamo, dei posti da segno delle regioni di provenienza, abbiamo un dettaglio che è superiore rispetto a quello che ci dice la genetica. La genetica ci dice che a livello alpino il patrimonio è abbastanza uniforme, così come anche le querce della pianura padana, partendo dal Piemonte e arrivando al Friuli, nonostante in questo momento siano piccoli popolamenti separati, probabilmente la separazione è stata recente e il patrimonio genetico è ancora abbastanza comune. Però oltre alla differenza dal patrimonio genetico è importante conoscere la ricchezza di questa disponibilità di ogni singola stazione. Per esempio, credo che pochi di noi sappiano che nell'Appennino settentrionale c'è un'abettina, che è l'abettina del Monte Nero, che si trova ai confini tra le province di Parma, Piacenza, Genova e Pavia, quella zona lì, in cui questa abettina, che è un'abettina che attualmente ha alcune centinaia di abeti bianchi, questa abettina da sola ha un patrimonio genetico superiore a tutte le abetine che si trovano sulle Alpi dal Piemonte fino al Friuli Venezia Giulia. Quindi non è importante solo conoscere le differenze genetiche, ma è importante anche individuare quei popolamenti che ancora adesso, per una serie di vicende storiche, hanno mantenuto una ricchezza genetica molto importante. D'altra parte, noi negli ultimi millenni abbiamo cambiato le foreste e in una certa misura abbiamo anche cambiato il patrimonio adattativo di queste specie. Io vi faccio 2 esempi. L'abete bianco, parliamo sempre dell'abete bianco perché è una delle specie più conosciute sotto questo punto di vista. Dalle indagini che abbiamo dai macropolini, cioè indagini di fossili, pallinologi e così via, noi sappiamo che prima dell'arrivo della colonizzazione dell'uomo sull'Appennino e sulle Alpi, l'abete bianco aveva una distribuzione diversa. Le abetine arrivavano fino ai margini delle leccette e in pianura padana le abetine arrivavano fino in pianura. Poi è arrivato l'uomo, ha iniziato a usare il fuoco ha favorito altre specie, sfavorito l'abete bianco, in più l'uomo ha tagliato alcune specie e ha avvantaggiato alcune specie più che altre, e adesso le nostre abetine sono concentrate nel piano montano ai margini del piano subalpino nelle Alpi, con alcune eccezioni nell'Appennino. Ma
potenzialmente l'abete bianco colonizzava un settore attitudinale molto più ampio. Allora la domanda è: le nostre abetine hanno mantenuto queste capacità che il patrimonio genetico originariamente aveva? Il secondo esempio è quello della rovere. La rovere, se noi andiamo adesso a analizzare la rovere in Piemonte, che è la zona che conosco meglio, la rovere si trova in popolamenti rupicoli sui versanti sud in montagna, dove praticamente non era possibile sostituirla con un castagno. Ma potenzialmente la rovere va dalla pianura delle foreste planeziali fino probabilmente anche a dei settori attitudinali maggiori. Quindi noi adesso abbiamo una percezione di distribuzione della specie che non è l'ecologia della specie, ma è il risultato dell'ecologia della specie con millenni di attività dell'uomo. Quindi dobbiamo esplorare dal punto di vista genetico se le specie hanno mantenuto queste capacità, perché in un momento di cambiamento climatico è estremamente importante conoscere se le specie sono in grado di sopportare gli stress climatici, e probabilmente sia la rovere che l'abete bianco sono molto più elastiche di quanto noi ci immaginiamo, però bisogna verificare se la nostra attività non ha ridotto il loro patrimonio genetico. Per fare questo ci vogliono sperimentazioni, ci vogliono esperimenti di migrazione assistita. Vi faccio vedere qua due esempi, l'ultimo slide, Enrico, della British Columbia, dove hanno iniziato a fare questi esperimenti una decina di anni fa. Ora voi tenete in considerazione che in British Columbia il 60% del PIL deriva dalla filiera forestale. In Italia, considerando tutta la filiera forestale, anche la trasformazione, siamo al 4-5%, per cui possiamo immaginare che la sensibilità anche politica della British Columbia nei confronti di questi problemi sia maggiore rispetto all'Italia. Però in Europa siamo in ritardo, in Europa dobbiamo assolutamente attivarci per dare queste risposte, perché nei prossimi 20, 30, 40, 50 anni, ma probabilmente anche 200, 300 anni, queste saranno le risposte che come settore forestale, dalla vivaristica alla silvicoltura, dovremo dare. Grazie. Per questa chiarissima esposizione delle problematiche, della complessità che noi abbiamo davanti, in una logica anche di tempi specifici che non sono quelli delle nostre generazioni, anche della nostra capacità di lavoro come forestali. Sono tutti temi affascinanti che compongono questo sistema dentro il quale il ruolo dell'università e dei centri di ricerca è fondamentale, l'abbiamo detto, insieme agli enti pubblici, privati e così via. Diamo la parola adesso a Costino Messagira, qui investe da dirigente di Veneto Agricoltura, ma qui investe il presidente ANAC, che mette sul tavolo una prima idea concreta di come la vivaristica potrebbe rispondere a tutti questi problemi, a questa complessità. Un programma per il rilancio della vivaristica forestale in Italia. Grazie a voi. Mi sembra estremamente qualificato, credo che oggi è tutto qui a Longarone, grazie a Longarone per aver organizzato questo momento di incontro. È stato detto che il settore della vivaristica forestale è un settore piccolo, quindi poche sono anche le persone che se ne occupano, principalmente nelle pubbliche amministrazioni, vedo ben rappresentate le regioni invece, che abbiamo chiamato bacino padano, stiamo parlando in termini biogeografici, in termini politici. Ecco, e io oggi appunto intervengo come ANAC, Associazione Nazionale che raggruppa gestori delle foreste regionali, che un tempo furono la nostra gloriosa azienda di Stato per le foreste regionali e che dopo le riforme degli anni 70 è stata suddivisa in una ventina di diverse unità, poi qualche regione è stato proprio la affidando le comunità locali, eccetera, qualche altra regione come la Lombardia, il Veneto, magari più insieme, o certe regioni del sud, la Sardegna, ne parliamo, eccetera, eccetera. Noi siamo anche quelli che in molte parti d'Italia si istituiscono i piani forestali, non sempre, in molte regioni
regioni è la regione direttamente che lo fa, però grazie, ecco, e proprio in forza di questo, come ricordava Alessandra prima, grazie tantissimo per il suo intervento, siamo stati proprio noi negli anni, io ricordo come ho avuto certe cose, soprattutto al sud, abbiamo organizzato dei convegni nazionali sull'università forestale, quindi in un certo senso ritorniamo da dove avevamo lasciato il filo, tanti anni fa, l'ho ricordato prima Paolo, eravamo molto preoccupati di questo una trentina di anni fa, poi ce ne siamo di nuovo dimenticati. Io adesso, oggi, con la mia relazione, ho potuto entrare un pochino nella parte, se vogliamo, della e adesso cosa facciamo? Perché abbiamo sentito le problematiche, tutti sperano di diventare miliardi di alberi, abbiamo tante cose che dovremmo conoscere meglio, abbiamo finalmente un ministero che ci dà una mano a mettere a posto le cose, però ci manca una visione, ci mancava quello che si dice una cornice, che lo stesso un framework all'interno del quale inserire tutte quante le azioni. E allora, come spesso succede nella vita di tutti i giorni, succede nelle società, succede in qualsiasi cosa, a un certo punto c'è qualcuno, magari non è detto che necessariamente sia quello che avrebbe il compito di farlo, però c'è qualcuno che a un certo punto dice, come milanesi, che pensi mia. Che pensi mia, in questo caso è venuto la Fondazione Anche l'Italia, e la Fondazione è nata in risposta all'appello di Laudato Si, che prende spunto dall'appello che troviamo nell'enciclica di Papa Francesco, da cui è nata poi appunto l'idea dei 60 milioni di alberi, e ha detto sì, ok, 60 milioni di alberi sono già di persone clandestine, cosa facciamo? Io adesso brevemente vi illustrerò un po' il percorso che abbiamo fatto, vediamo se io riesco a mandare avanti le cose. Avevo visto dei bei testi a tendina che dovevano venire giù e hanno dimenticato che dovevano fare il PDF, quindi chiedo scusa a voi se adesso, dato le mie cose dovete scrivere un piccolo, forse non le leggete, soprattutto se non vedete l'effetto di animazione che avevo fatto. L'importante è che più o meno vi seguiate il mio ragionamento. Il ragionamento che vi fatto anch'io è lo stesso che hanno fatto i relatori che mi hanno preceduto, quindi permettetemi due battute, uno di noi quando quando vuole inquadrare l'argomento dice aspetta che ti racconto la storia. Come forestale, Veneto, quando tu vai, la storia la conosco piuttosto bene. Ci sono state nel nostro paese, io dico che dopo quando studi la storia tendono sempre a inquadrare il periodo così, l'epoca così, eccetera. E allora, come logica, diciamo che in Italia, quando ci occupiamo di didaistica, possiamo dire che sono stati sostanzialmente tre periodi. Uno che è stato il periodo dove lo Stato interveniva completamente. Allora c'era l'unica amministrazione statale, era il corpo forestale dello Stato, aveva il compito di andare a investire la fotovoltaica allora lo Stato aveva lo scopo di andare a investire più superficie del nostro paese che l'agricoltura stava lasciando e che potevano entrare in distretti idrogeologici, quindi avevamo questa grande visione iniziale del investimento per la tutela dei bacini per i montani e ricordiamoci che non a caso abbiamo due grandi ondate di investimenti in Italia, uno dopo le grandi guerre, sia perché dovevamo ricostruire quello che le guerre avevano distrutto, io sono di Santino, mi ricordo che abbiamo fatto un piano di Eslavo dove l'80% della superficie è stata distrutta dalla grande guerra, sia perché avevamo migliaia di persone da impiegare. E allora, come è sempre stato, le attività forestali avevano anche una funzione sociale e quindi grandi partiti di investimento, non un reddito di cittadinanza così, tanto per dare qualcosa, ma e qualche anno altro, che forse potrebbe essere una buona idea che adesso non lo so, dopo se i prossimi governanti magari mi stanno ascoltando, ma io reddito di cittadinanza, tutti quelli che hanno di comunicato, me lo darei molto volentieri. Poi c'è stata una fase di tutto questo, c'è stata la frammentazione, siamo arrivati ai decreti delegati negli anni 70, la regionalizzazione, e guardate io sono qui, è stata un'ottima cosa, solo che purtroppo abbiamo diviso per 20 quello che prima funzionava
processi funzionano bene quando tu accetti le situazioni, non quando li vivi di pezzi. E quindi c'è stato qualcuno che le cose ha continuato a fare, si è organizzato, ringrazio che ha ricordato l'esempio del tecnico che ha continuato a farsi in questo per stare, qualcun altro non perché sia stato meno bravo, ma perché magari non ha avuto le occasioni di giuste, le persone giuste, non ci si è un po' persi. Ma si è persa la spinta perché non c'era più l'italietta che aveva bisogno di dare un lavoro di sviluppati, eravamo negli anni 70, eravamo in un economico, quindi in quel momento non avere la manodopera era finita una certa antipensione economica rispetto ai territori di montagna, soprattutto per una motivazione che abbiamo detto no, prendiamoci la montagna non siamo mica solo i boschi, quindi abbiamo che tenere viva l'agricoltura, quindi non diamo troppi soldi per togliere la terra, cercando di mantenere anche gli edifici, i pascoli, eccetera. C'è poi una seconda fase, quella che ha ricordato Enrico, molto bene, arriviamo alla fase in cui l'Europa a un certo momento ha una segnale idea. Adesso diciamo che è stata una messa più facile, però in quel momento adesso non è una segnale idea. Abbiamo un miglior diritto agricole, così incideremo sul prezzo e avremo anche il prezzo dei cereali. Io vorrei vedere il professore di economia agraria che ha dato queste idee, l'abbiamo licenziato nel frattempo, però intanto è arrivato e probabilmente che l'importante che va a scogliere il agricoltori per fare e giù tutti a inventarsi di cercare cosa, vediamo che la storia in Italia non è andata molto bene, quando il prezzo non è più ma un è stato proprio questa storia si è esaurita, un pallone che si è gonfiato rapidamente, rapidamente si è sbagliato, e quello che è successo dopo è stato una fase di scambio. Io quindi vi dico una terza fase, che non è questa adesso del PNRR, è una fase che è iniziata 10 anni fa, quando abbiamo cominciato a porre sempre più attenzione al tema della biodiversità, abbiamo cominciato a renderci conto che non dovevamo più solo piantare alberi, ma dovevamo piantare ecosistemi. E quindi alcune regioni virtuose hanno ulteriormente evoluto la loro biodiversità, questo lo voglio sottolineare. Non c'è solo quello che prima faceva la piantina forestale e poi ha fatto solo l'albero per il giardinetto. Sono in Italia delle realtà molto interessanti, dove hanno cominciato a coltivare anche gli arbusti, anche le erbe acquatiche, perché dovevamo coltivare ecosistemi. Parlo della mia regione dove grazie ai progetti LIFE oggi coltivano, hanno no, quasi 500 specie diverse di flora, comprese le erbacee, perché noi dobbiamo costruire ecosistemi non solo per dare acqua. Sono state queste tre fasi che però, soprattutto le ultime due, andavano, diciamo, all'inizio di tutto. Adesso, se la desira scarichi la batteria, forse perché non significa grazie. Ecco, non mi ero preso d'accordo con chi mi ha percepito, però abbiamo scelto più le stesse immagini perché i ragionamenti sono gli stessi. Ecco. Noi adesso siamo entrati in una nuova fase, è stato detto all'inizio, è stato detto, c'è una fase che probabilmente solleverà un'onda che non abbiamo mai visto prima, perché siamo tutti un po' forse anche scettici rispetto a questo numero. Poi non pianteremo miliardi di alberi, ma sicuramente ne pianteremo centinaia di milioni. Ecco, allora, il punto di oggi è proprio precedente che un giorno qui alla nuova di piedi magari mi dessero una piccola carriera e mi dicevano che quel giorno presentano tutto questo aspetto, l'intervento per il Ministero, presenti le regioni, presenti i lavoratori privati, presenti i carabinieri forestali, l'università, eccetera, eccetera. Abbiamo detto che siccome stiamo per piantare, stiamo per piantare il milione di comunicati, abbiamo preso coscienza che sta per arrivare un po' di mai visto prima. E questo non è collegato agli interessi precedenti, è collegato ad una cosa che sarà storica, che sarà importante, che sarà il ruolo che avrà la forestazione che riporterà ovviamente nel mondo. Quindi siamo coscienti che promesse dei politici, in questa campagna, tra l'altro sono
promesse molto interessanti dell'Italia. Negli anni di come Grecia si dice non sapete cosa state a lavorare cantarli, andremo a tentare questi anni. Non vado in particolare di questa fase dove tutti adesso fanno una gara, io ho fatto per esercizio che ha fatto Paolo sui numeri solo per la strategia, non one trillion, solo per la strategia europea, io come Veneto dovrei piantare il mezzo di gatto, perché sono 100 alberi locali che sostanzialmente quelli che dovremmo mettere se vedessimo tutte le strategie. Io perché no, adesso un miliardo di alberi ho anche negli anni in posto ho 1 milione di ettari di pianura, quindi io dovrei portare 500 alberi a ettaro. Ora un buon agricoltore, agricoltore eccetera, sa che 500 alberi a 2000 ettari non ce ne metto. Quindi capite semplicemente come questo interno di alla fine forse non ha fatto i conti con la conoscenza. Quello che si dice Israele, il cinese, che sono e tutti gli altri. Purtroppo sono quasi tutti che hanno ancora un deficit rispetto a quello che dovrebbero portare anche per giungere. Ecco, per arrivare a quello che un po' è sintesi, però sul quale leggerò molto veloce, quello che dico e per fortuna, recentemente, quindi noi adesso abbiamo tutti i ragionamenti, dobbiamo andare, eccetera, qualcuno recentemente ha fatto una messa a punto. Oggi noi sappiamo bene com'è la situazione dei vivai forestali nel nostro paese, c'è una bella indagine che è stata fatta da Martini e altri ricercatori nel 2022 che ci dà l'immagine di come siamo presi in Italia. E qui i numeri sono stati anticipati prima, purtroppo il poco che si è conosciuto di università forestale, sia pubblica che privata, qui è stata analizzata quella pubblica, oggi non è neanche lontanamente in grado di fornirsi le piante, perché si era abituata a fornire qualche milionata di piante, io ho fatto siamo scesi a qualche centinaia di migliaia di piante, rispetto invece a quello che potrebbe essere una potenzialità anche sotto delle superfici che abbiamo di produrre ben maggiori risultati. Allora, di fronte a questo quadro molto allarmante che è derivato da questa indagine recente, per fortuna c'è stato qualcuno, come dicevo prima, che è andato a occupare uno spazio che era stato lasciato libero, e quindi grazie al lavoro della Fondazione anche in Italia che ha chiesto assise, che ha chiesto anni di mettersi insieme, un piccolo gruppo di lavoro che ha lavorato. Mi sembrano, mi devo mandare, grazie. Mi avremmo detto che Me l'hanno detto WhatsApp, ah, ok. Avrei spiegato un po' di WhatsApp, sapete va bene. Sostanzialmente c'è stato un gruppo di lavoro che si è messo assieme, che ha riunito quindi forze e competenze sia del mondo accademico che del mondo tecnico, pratico, che lavora nel settore turistico. C'è stato anche un importante contributo della componente anche del turismo privato, e da lì è nata un'analisi che è contenuta in un documento che è stato recentemente pubblicato sulla rivista Foresta, sulla rivista online della SIGET, che poi è stato a sua volta condensato in un manifesto. I manifesti sono delle cose che si fanno per dire con poche frasi, per spiegare con poche frasi il discorso piuttosto complesso. Il manifesto che, per fare i complimenti a chi ha trovato il nome, si chiama Viva For, c'è quel Viva che quasi è un augurio, insomma, quindi dando il viva al settore forestale di nuovo, vogliamo fare il viva al settore forestale, vogliamo fare rinascere il turismo forestale. Questo acronimo è molto evocativo e individua 4 assi di azione fondamentali. Il primo, quello di cui ha parlato il professor Motta prima, qui ha fatto cenno il professor Motta prima, è quello della ricerca, e per quanto riguarda la ricerca ci sono 2 grandi temi che dobbiamo fermare. Guardate, quello che dice il manifesto sono tutte le cose che adesso dovremmo fare
senza ansia, senza patema, senza senso di colpa. Quello che potevamo fare nel passato non l'abbiamo fatto, ne prendiamo atto. L'importante è vedere quello che adesso potremmo fare e che, l'esercizio quello che ha detto prima Alessandra, se vogliamo ci mettiamo pochi anni a farlo. Lei ha mostrato che in 2 o 3 anni mettiamo a posto tutta una serie di cose che da decenni stavamo aspettando di fare. Quindi io ti auguro ancora lunga carriera, non vi ho mai detto quando la pensione, quindi mi auguro di avere ancora con noi quindi 2 o 3 anni al massimo, oppure di lasciare dopo di lei il suo mani che avete, in 2 o 3 anni ci avete di fare tutte le cose che adesso dobbiamo vedere, perché le cose che fanno parte del futuro delle faremo per 10 anni non ha senso metterle in manifesto che si risolve il problema per avere un bisogno di piante per fare le tentazioni per gli stessi perché tutto quello che dura dopo il 2026 per tutto il futuro di soldi non interessa proprio niente. Bene. Allora la prima cosa che si dice che il Ministero ha messo i soldini per poterlo fare è andiamo a completare le conoscenze latinose che abbiamo sulla genetica delle specie principali, quantomeno non dico di farlo sul biancospino o sulla rosa canina, che magari sarebbe interessantissimo, anche il geografo troverebbe tutto così interessantissimo, ma almeno per quel pool di 8-10 specie principali che costituiscono l'asse portante dei nostri boschi, sì. E qui abbiamo per fortuna le competenze all'interno delle nostre università per poterlo fare abbastanza rapidamente. Oggi fare le analisi genetiche è una cosa che riusciamo a fare in tempi ragionevolmente brevi. L'altra cosa importante che dobbiamo fare però è mettere una direttiva alle tecniche liberistiche, perché le indagini sui livelli del nostro paese sono ancora molto produzioni di tecnica di procedura, eccetera, eccetera. Quindi, i progetti della derivativa, per esempio, stanno interessando dei substrati, c'è tutto il tema degli apparati radicali all'interno dei contenitori, c'è tutto il tema di fare delle piantine che abbiano il massimo delle performance, perché il giorno dopo che esce dal tuo contenitore ad alto livello e vai in uno spirito, e lì cominci a veramente a lottare per la sopravvivenza. Quindi se parti già che sei debole, sei morto in partenza, quindi c'è un grosso lavoro di ricerca dal tecnico di studio sulla messa a punto di tutto quello che può aiutare ad avere una performante. Poi abbiamo il secondo grande area individuata dal manifesto, quindi da questa analisi fatta dai soggetti che si sono praticati per fare questa analisi, è il tema della governance. Allora, il primo tema per quanto riguarda la governance è quello di disporre a monte una rete di popolamenti da sede, quindi teniamo magari il termine più corretto e di materiali di base, che ci possano aiutare a raccogliere quelle produzioni locali, garantendo che il lavoro che stiamo facendo noi, agenti di diffusione che opera, spiegata a tutti quando ho studiato a scuola e all'università, che facciamo il lavoro delle piantaie, degli scoiattoli, e portiamo la roba in giro, ecco, loro sono bravi perché raccolgono random, raccolgono tanto, nascondono dappertutto, ma spesso abbiamo solo un posto, raccogliamo solo da una pianta, da 5 piante, e facciamo quello che viene chiamato una specie di generico e utilizziamo il generico volontariamente. Quindi abbiamo bisogno a monte che la moderazione sanitaria. 5 minuti, 3 minuti, ci hanno detto un manifesto che lo studia sintetizzo al massimo. Comunque il grande tema è quello di avere i popolamenti da seme adatti. Vediamo di stati tantissimi, ma non sappiamo esattamente cosa siano. Quindi c'è un altro grosso lavoro che adesso il Ministero sta finanziando per descrivere i popolamenti da seme che abbiamo e andare a vedere eventualmente se abbiamo delle carenze. E in più, forse non dare a quello che mi piacerebbe che anche oggi magari trovassimo il tempo di discutere con noi, e poi, una volta che avremo una rete di popolamenti che questa funzionerà bene, migliorerà anche l'informazione. Quando io guardavo prima il velodromo forestale dello Stato, oggi carabinieri forestali, ricordo che ancora c'erano gli stabilimenti cementi forestali interi, ieri Santo Stefano, quello mai costruito di Povarino, che avrebbero dovuto distribuire la persona del cemento. Allora non c'è tutto il libero, eccetera, eccetera. Oggi sappiamo che purtroppo questa rete di lavori per produrre di semi che servono a produzione di alberi non funziona più con un lavoro. Il fatto è chi
imparata sempre la raccolta delle porzioni dei sementi, io non ho una risposta, ma è un dibattito che dovremmo fare molto rapidamente perché il dubito che possa funzionare il sistema con 20 persone che si fanno la loro raccolta di per conto senza coordinarsi. L'idea che noi abbiamo realizzato nel manifesto è che nasce con un centro sovra-regionale e poi ci metteremo d'accordo chi gestisce tutte le cose delle governance, eccetera, eccetera. Adesso solo parlare di questo in quanto sia una bella definizione. La terza area è quella del partenariato, e qui è stato detto assolutamente ci vorrà una collaborazione tra settore privato e settore pubblico. Ma sostanzialmente bisogna vedere più o meno pensasse qual è il lavoro che sa fare meglio. Qual è il lavoro che sa fare meglio la mano pubblica? E tutelare un interesse generale, e la difesa del patrimonio genetico è un interesse generale. Quindi sarà la mano pubblica che si dovrà occupare di popolamento di sede, di raccolta di segni, di conservazione, di istituzione e magari per superare certi problemi della comunità, eccetera, eccetera, fare le basi sul micro a terra, come se poi il privato conosce bene, che non si va a fare lei il vivo del cittadino, che compra grande così dall'olandese e me lo porta a base finito. Ecco, più o meno questo è il lavoro del pubblico. Da lì in poi sicuramente il settore privato sa fare il lavoro non che lo sappia fare meglio, è più adatto a farlo e soprattutto è la parte dove ci deve essere una roba abbastanza interessante che promuove le persone che si chiama imprenditorialità. Perché lì ci vuole qualcuno che lo faccia con lo economico che sta parlando di cose che valgono centinaia di milioni di euro. E questo non deve interessare al pubblico guadagnare qualcosa dall'imprenditore. Il pubblico deve imporre che quelle persone siano quelle giuste, a questo punto fate un motivo. Ecco che per risolvere questa difficile e a volte conflittuale violenza è nato uno schema di certificazione che è nato dall'agricoltura con il marchio pianta nativa, che mi pare abbia trovato consensi anche da parte privata, esattamente le stesse cose, e quindi noi abbiamo un sistema che ci permette di tracciare dal popolamento da seme fino al rivestimento clinico, è uno schema di certificazione volontaria che è appunto basta prenderlo e basta adottarlo. Là, se lo fate bene per l'agricoltura, non avete la totalmente a disposizione di tutti quelli che lo vorranno utilizzare. Infine, in una battuta, ci dobbiamo ricordare molto che con questa decadenza del sistema privatistico, oppure dal non partenza del sistema privatistico, si mancano anche le competenze. E quindi, come io cito, con Politari abbiamo fatto prendendo coscienza che abbiamo degli operatori professionali preparati, qualificati, o non rilasciamo la certificatura, così altrettanto dovremmo fare una specie di Politari viva per avere i competenti che gestiranno i file, per i lavoranti del file, eccetera. In tutte queste cose mi scuoto, mi scusa, grazie al moderatore, è un po' il cuore del parlare in questo contesto, e poi tutte queste cose dobbiamo farle sapere. Perché se la gente è convinta e il giallo no, che non è una politica, il pastore, il giurò, quello che scrivo, che basti semplicemente per fare una pianta per un costo, e quindi che spiegano alla gente quanto è difficile partire da un segno per arrivare a vedere una foresta, ma che si deve straordinariamente potente il sistema che noi facciamo di usare l'utilizzo forestale come strumento principe per fare queste piccole operazioni. Vi ringrazio molto per la vostra attenzione e animazioni, quando servono, non funzionano mai, servono i complementari e quindi grazie a tutti e buona giornata. Vi invito che tutti i dati comunque servivano per dare il giusto spazio alla presentazione del manifesto di queste ipotesi di lavoro che dovremmo che diventassero elementi di discussione per promuovere appunto quello sviluppo di cui si parla. Abbiamo adesso due interventi per riportarci immediatamente alla realtà. Lorenzo Cavoliano è invece di rappresentante delle regioni del bacino padano almeno, e poi alla Cordici per i liberisti privati ci riportano quindi in un contesto di
concretezza e puntualità rispetto ai problemi. Sono ragionamenti note dalla prima dei precedenti relatori dal 1996, l'onda della grande rivista intellettiva dell'economia di 80, sono state note con l'attuale vedetta di cultura e dell'assalto ha iniziato a ragionare insieme per andare a ragionare più forte, in realtà un po' di collaborazione tra le regioni e Stato, dove c'erano funzioni ricerca, c'era l'altro, c'era anche il centro servizi forestali del Corpo. Però c'era nulla sullo schermo, ma spero che avete la lezione. Allora, questo prima di lascio perdere chiaramente le premesse di questa storia, mi è piaciuto molto quello che Cristina ha cercato di parlare il principio della violenza, e tutti hanno detto delle cose sul passato, il concetto si vuole delle prove. Ma non tanto su quello che chiede la legge, che credo di l'articolo 6, la morte del 1999 del 5, sarà il sommario, e poi andremo l'ultima slide a ragionare un po' sui punti in tavola, anche su questo per allora, le regioni hanno il compito di tanto normativo, come forestale, quello che riguarda poi la persona anche a monte c'è anche l'Unione purtroppo l'approccio molto centrato su materiale forestale per l'agricoltura verde, con gioco altissima e diciamo che molto basata sulla situazione dei materiali nell'ambito europeo, sostanzialmente sufficiente un certificato di provenienza per accompagnare il materiale che sia all'interno dell'Unione Europea. Tra i compiti principali abbiamo l'individuazione della protezione di materiali di base, e qui potremmo parlare di gestione, ci tornerò un attimo dopo, perché al di là di individuazione, anche per il taglio della genetica, è importantissima da una parte la tutela, ma sapete quello del popolamento, quindi informare i comuni, il parco, perché non spariscano magari con qualche speculazione fuori, diciamo, regola, porta sempre importante per questi scolari. Dall'altra, in tantissimi popolamenti archeologici, se non si fa la gestione, sono popolamenti teorici, talmente tutti che dovrebbero togliere, insomma, che se mi piacciono, avere di certezza, abbiamo bisogno di intervenire per creare condizioni per dare, essendo una comunicazione di anni. Le regioni devono occuparsi della certificazione di materie di forza di comunicazione, il primo compito, se vogliamo, di questa normativa, lascio di sempre formazione degli operatori, formazione di educazione. Cosa si fa? Beh, non regole che non ci sono in tutte le regioni. L'individuazione può essere sede, in materia di base, nella parola Cristina, andiamo da 0 a 100, cioè in certi casi certe regioni non sanno neanche se esistono ancora posti scritti al libro nazionale di posti da sede costruiti negli anni 50, 60, massimo 70. In certi casi invece si hanno popolamenti ricchissimi, invece comunicazioni anche per la costiera, magari dopo la certificazione di materia di comunicazione, e qui anche soprattutto ci sono controlli diretti in posto con la raccolta quando devono fare da togliere, in tanti casi non si sa che la certificazione. Sul rilascio di licenze non ci sono grossi problemi, cioè qualunque università forestale deve essere scritto a tuo, visto il caso del professionale che si può la collaborazione non c'è, e quindi diciamo che dovrebbe funzionare. Sulla formazione si può fare le cose, e anche sull'informazione pubblica sono grandi variabilità.
Le regioni hanno fatto, citavo il gruppo del corpo, operato nel 2010, ma hanno spesso promosso progetti importanti di investimento. Cito, chiaramente in collaborazione con la ricerca dello Stato, l'università, l'ICREA, in parecchie spese. Si è lavorato anche sulle tecniche culturali, da fuori del e anche sulla produzione della poetica che per esempio partito da parte dello Stato, anche amici statali, che cosa sono anche fatti, il progetto più importante posso sottolineare che il primo decennio in cui è stato il grande programma di ricerca secondaria, con parecchie attività importanti, anche di divulgazione. La collaborazione tra le istituzioni, anche questa non è mancata, anche a livello urbanistico, in vari regionali, negli anni 80, 90, collaborato con la partecipazione. Il gruppo più forte, intorno al 2010, con confronti, e anche protocolli per alcuni anni di scambi di materiali tra i vari pubblici, debito con la morte, della commissione tecnica citata dalla professoressa Stefani, che appunto la direzione foreste ha suscitato 3 anni fa, e dove siedono i rappresentanti di 2 ministeri, anche solitamente 7 regioni, il mondo della ricerca e degli operatori da paese. Esemplare foreste ha dato anche a partire dal 4 anni almeno, in cui periodicamente si suscitano eventi importanti lo Stato e le regioni. Io ho messo in ordine, ovviamente stava prima di Santa Stella. Sono 22 anni, il Ministero ha fatto parecchio, e molte di queste cose vanno proprio a collegarsi direttamente con finanziamenti, provvedimenti di atti importanti da PNRR, una cosa che si chiedono milioni di euro. Quindi, intanto le funzioni di forestali al posto che comunque questi materiali dovranno avere la certificazione provenienza, la documentaria, la provenienza, il Centro Nazionale di Studio di Conservazione di Biodiversità Forestale, insomma, le citate usate dalla programmazione della produzione di pezzi forestali. Non provenienza se ne parla praticamente. Chiaramente la genetica, come sono nota, può in certi casi affinare, cioè andare a dettagliare maggiormente, in tanti casi non va a semplificare. Vediamo adesso quella che a livello nazionale sta muovendo come programmazione, strategia di intanto c'è la strategia forestale nazionale, ha parecchi obiettivi, una regione può scegliere di operare sul rilancio delle risorse forestali o su altre attività. A seconda anche dove si trova il punto est, ha fatto tanto, ovviamente, della sensibilità e questo tanto. Mi piace dire che però le azioni specifiche e queste operazioni non sono dedicate e scritte, secondo me, sono tecniche molto chiare, molto concrete, molto dettagliate. Il codino sull'organo, come risolve il mondo delle foreste italiane, però destina chiaramente per i materiali di base, dei boschi e fusti, delle risorse, in particolare per l'individuazione e la caratterizzazione di tutte le attività. Le risorse non sono tante, però per una regione di estensione importante, come continuo a citare le nostre 3 grandi regioni Veneto, Lombardia e Piemonte, con superficie forestale importante, penso vuol dire avere 100.000-200.000 euro per destinare ai materiali base, qualcosa che non vede. Abbiamo il piano strategico per la parte. Lo sviluppo rurale per i prossimi anni finisce in questo contenitore, che è un contenitore nazionale.
non ci saranno più programmi di sviluppo rurale regionali come li abbiamo conosciuti negli ultimi decenni. Ci sono due schede, due contenitori molto importanti, secondo me. Uno riguarda proprio la conservazione e l'uso dello sviluppo sostenibile delle risorse di forestali. Per la prima volta nel regolamento dell'Unione Europea, che è alla base dello sviluppo rurale, è citato uno spazio chiaro specifico. Sono azioni che riguardano soprattutto la prima fase, quella che distingue il ruolo della vivaistica pubblica, cioè la conservazione, il miglioramento e il mantenimento dei materiali base della biodiversità. Sono azioni che dovrebbero poter consentire gli investimenti anche se diciamo, manca quelli di poi che sono le misure agroambientali, agroclimatico-ambientali, che sono classiche misure di premio soprattutto secolo. Chiaramente sì, si può dare qualche servizio al proprietario del popolamento da selva. L'altra azione che invece dovrebbe interessare la vivaistica comunitaria sono gli investimenti non forestali. Praticamente in questi 20 anni su questa azione di misura le regioni hanno limitato, ma anche le strutture forestali all'interno possibile per le utilizzazioni, per la silvicoltura. Alcune regioni, come quella di Piemonte, hanno previsto una linea specifica per la vivaistica forestale. Questa va la vivaistica forestale riparta e semplice quel percorso virtuoso che allora, arriviamo forse alla legge importante. Ci sono molte queste e questo forse è un bel momento per parlare pubblicamente, no? Intanto, quali specie? Quando abbiamo detto estremamente diversificato con le regioni italiane, ci interessiamo solo del lavoro, anche delle arbustive, anche delle erbacee. Io non so dare una risposta, penso che se si arrivasse con tutti di qualche anno per avere quello che sono a livello, avere almeno una delle basi di una decina di specie arboree, per le altre lavorare con la verso la non abbiamo 100 specie indicate con i cattivi raccolta nei nostri popolamenti cioè tutte le arboree purtroppo. Qualcuno, come evento dell'agricoltura, diciamo che si mostra ancora più da parte, questo è un affinamento massimo. Esatto, non ricordo tutto il nome. Esatto. Allora, anche qui siamo a livelli molto diversi. Ricordo che ricerca ne è stata fatta. C'era una famiglia della Stati Uniti, abbiamo oltre 15 specie arboree legate nei primi 2000 ci sono regioni che sono zero, non sono in contraddizione, semplicemente probabilmente saranno percorsi differenziati. No? Questo lavoro, queste domande in realtà è questo. Provenienza di materiali. Abbiamo visto per esempio provenienza, si è parlato di migrazione assistita, si è parlato nell'articolo dato favorevole del destino di certa attività. Ecco. Allora, io dico una cosa, che la certificazione di provenienza gran parte dell'informazione della pianta natura. Perché il codice deve essere determinato non solo della specie, della categoria selezionata, ma anche del popolamento della posta raccolta. La banca dati istruita normalmente sul sito regionale è una scheda di popolamento di queste informazioni, magari anche con una caratterizzazione ecologica. Dopodiché, se si arriva ad animali che hanno del significato che è il pubblico, per avere un migliore impatto sul mercato, benissimo. Mostra non è questo siamo al tempo differenziati. Sempre più diversità, anche più nazionali e internazionali, secondo me è il allora, io credo che in Italia si stia lavorando ancora bene con il centro di non sono io che ho fatto una riflessione
po' idee anche della nostra struttura, su quale vorresti, non si occupa anche di Italia. Sicuramente ci sono cose da migliorare, devono poter raccogliere le specie, ci sono situazioni che c'è in Italia già di provvidenza mia Stefano non è che c'è nessun termine di espediente in cui sicuramente da parlare. Parlo di un punto. Questa non è una domanda, ma comincia a essere una realtà. Anche da noi di Piemonte ormai stiamo ragionando un po', facciamo di trovare più attenti su questo scopo, piantine di Trollvero, a partire dalla raccolta fatta dello stesso paese, e la fase di produzione, e vengono sedute molto ragionevole, anche questo per l'altro, che poi prosegue la produzione fino all'eliminazione di caratteristiche che manca spazio no. E portare domande offerta, dicevo sempre di quell'appunto, noi abbiamo per fortuna finanziamenti che serve in città, per il trasferimento informatico che stiamo lavorando dal punto di vista con lo finanziamento del bel privato, perché quindi da una parte una vetrina anche per loro, sicuramente una cosa che viene questo aggiornamento, perché da un giorno all'altro magari una partita da guardare città da un mese all'altro, la partita si attua dentro e dall'altra può permettere, almeno con le nostre amministrazioni, sono i destinatari, prima quindi per la città metropolitana, provincia, che possano mettere su questo portale anche quelle che sono molto da lavorare, ma diciamo, quindi c'è molto da fare, molto è stato fatto e dico, siamo in alto, ma tenendo conto della realtà e di quanto è stato fatto. Ho finito e vi ringrazio per l'attenzione. Mi scuso per il continuo salto delle immagini, ma dicono che ci sono delle interferenze di qualche natura. Speriamo che adesso si risistemi un po'. Diamo subito la parola alla dottoressa Nada Portici, che è presidente di Asseforo, ha una lunga tradizione da ormai di collaborazione con il settore, quindi è stato coinvolta in numerosi impegni, attività e quant'altro. Con lei vogliamo ragionare sul tema del ruolo dell'entità privata. In più occasioni i relatori hanno richiamato la necessità del coinvolgimento dei paesi privati, vediamo in che modo, in che forma e con quali prospettive. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio Giustino per avermi invitato. Sono rappresentante da Asseforo brevissimamente che è Asseforo, un'associazione nazionale che raggiunge oggi circa 1700 aziende in tutta Italia, sia vivaistiche, floricoltori, manutentori del verde, garden center, arboricoltori e quindi insomma manutentori del verde, quindi un po' tutta la filiera dalla produttiva alla gestione. Sono contenta di essere qui perché quello che stamattina abbiamo sentito effettivamente per noi è un'opportunità e al tempo stesso un problema che abbiamo delle forti criticità, ma credo che questo è il momento di sollevarle per essere propositivi, per essere veramente, cioè per andare nella direzione del miglioramento. Prima si diceva collaborazione tra pubblico e privato, perché? Perché mi sento di dire che il privato può essere da moltiplicatore di quello che effettivamente il vivaismo pubblico è in grado di fare, per quanto riguarda ovviamente la produzione di diversità forestale. Perché questo? Perché l'ho ben accennato i rappresentanti della Regione Piemonte proprio nelle ultime battute, perché effettivamente se i vivai regionali raccolgono il seme,
la giovane cartina, poi il vivarista privato la cresce e la porta al capitale. Tutti questi processi fatti in collaborazione sicuramente duplicano e moltiplicano anche in maniera importante quella che è, diciamo, la potenzialità dei vari, sia pubblici che privati. Altro problema importante che è stato sollevato, sempre un po' nelle battute finali, ma poi risalire, è quello, mi dispiace che Mattera, che si sono così tolti dall'ascolto i carabinieri forestali, ahimè, quelli che sono poi l'intorno dei centri della biodiversità, dove purtroppo non ci vediamo più volte, anche quando abbiamo partito con Giustino, con Enrico, ci siamo detti, ma servono tutti gli altri, noi siamo a disposizione per produrli, per duplicare quello che i vari regionali stanno facendo, ma lo abbiamo una materiale, abbiamo i semi. Io ricordo che l'anno scorso c'era una fortissima carenza di rovere, non si trovava rovere, parlo chiaramente in questa zona nella reale Padana, e allora non è che potrà procrastinarsi a lungo questa carenza, e quindi veramente c'è questa grande necessità, questo grande bisogno di supporto anche da parte dei centri per la biodiversità, e quindi la raccolta del seme, questa disponibilità importante che sarà sempre più richiesta e necessaria. Devo dire che un'azione per quanto riguarda l'associazione, il corpo associazionistico privato, diciamo, ha dato una forza anche dove ahimè abbiamo avuto sofferenze nel divulgare quelle che sono quelle che diciamo, era il denaro, le risorse messe a disposizione per le forestazioni urbane all'interno del PNRR, cioè spesso e volentieri in certi areali d'Italia non era, le città metropolitane non ben conoscevano l'enormità di disponibilità economica di risorse che hanno, devono avere, che possono avere all'interno del PNRR. Ovviamente noi a buon ascolto del sistema imprenditoriale che deve fare reddito abbiamo diciamo, ben accolto il pensiero di promuovere all'interno del sistema metropolitano interventi proprio divulgativi, convenienti, competitivi, eccetera, nell'andare a raccontare alle pubbliche amministrazioni questa grande opportunità delle risorse PNRR, perché è evidente poi il contenuto significa bisogno di bianco, e se questo deve essere il percorso che la vivalistica privata produttrice fa sostegno alla pubblica, significa anche in questo caso moltiplicare le risorse e di conseguenza lavoro per i privati. E con questo mi piace evidenziare questa cosa, perché questo significa effettivamente dare risposta a quelle grandi necessità di piante che si diceva fin dall'inizio di questo momento. La dottoressa Stefani Alessandro diceva guai comparare con l'estero, quanti anni è che lo stiamo dicendo Alessandra da un sacco di tempo, ma per fare questo questa ancora necessità di comunicazione sia da parte della parte pubblica sia dalla parte nostra. Impegneremo anche da questo punto di vista di dare diffusione all'interno del sistema imprenditoriale realistico di quelle che sono le opportunità. Opportunità che però hanno bisogno, hanno delle necessità. Perché? Perché purtroppo oggi i vari pubblici, i vari regionali che effettivamente funzionano, signori, in tutta l'Italia, io posso dirlo nel senso che sono un imprenditore, li contiamo su una mano e purtroppo, chiedo scusa al collega Franco, il Regione Calabria che mi sta parlando del sud, ma purtroppo il centro-sud pecca in maniera esagerata per quanto riguarda la vivalistica pubblica. Non ce ne sono. Io ho soci del centro-sud che mi dicono nada, vedi questa grande esigenza per noi un'opportunità, alcuni potrebbero pensare a convertire quella che è la produzione che oggi stanno facendo, che sta perdendo sempre più reddito, per buttarsi nella produzione vivalistica forestale, ma dove andiamo a prendere
i semi, oppure che mi sto spiegando che potrebbero andare a trovare ancora di alcune attività, se mi chiamo azienda di Latina, se mi chiamo azienda di Porto al Mare, se mi chiamo azienda pugliese o siciliana, signori, questo è un grandissimo problema, perché altrimenti continuiamo a parlare di collaborazione proprietaristica, pubblica e privata, ma non ce l'abbiamo quella pubblica. E purtroppo noi vediamo che non succede questo, anche chi vorrebbe fare questo, perché è stato vendetto e io credo che la pianta giusta, ho visto, ma la pianta della una giusta. Motivo per cui già anche questa impostazione diciamo convenistica, che facciamo una per poi fare la sintesi, però credo che fatta anche la trasmissione per far capire che la pianta che appunto si sistema magari non è una pianta e viceversa, ecco, però abbiamo le possibilità per esempio del centro-sud di poter esplorare lavorare di questo molto interessantissimo settore vivaistica. Aggiungo anche un altro aspetto della vivaistica privata. Stiamo conoscendo sempre di più anche quelle che sono le esigenze del mercato legate proprio alla vivaistica forestale. Perché qualche anno a questa parte c'è chi anche gestisce l'attività privata, quella che è gli ambiti di forestazione urbana. Per cui quelle che sono poi le aziende che si involgono noi per portarci un piante, ovviamente sappiamo bene quali sono gli obiettivi, che oggi dico in maniera ferma e determinata, che lo scorso anno non riusciamo a trovare perché c'era chi veniva a cercarci rovere, ma perché rovere è in bandi. Allora, con i bandi che vengono determinate piante e poi non abbiamo la disponibilità di poter allevare queste piante e di conseguenza non possiamo essere neanche pronti nella risposta diciamo, alle aziende per rispondere anche a quelli che sono diciamo, le richieste degli altri. Altro elemento che assolutamente affiancavo le soluzioni, non dire che è stato richiamato le aziende che siano a nord, la ruota, che all'interno del ruota c'è l'autorizzazione alla produzione di piante forestali, ma questo deve essere valorizzato, lo dico da rappresentante del sistema imprenditoriale, deve essere anche valorizzato da parte delle istituzioni nei confronti di quelle aziende che effettivamente seguono le norme, seguono le regole, nel inserirle all'interno dei bandi, ma anche poi nella fase di controllo dell'effettivo poi impianto e quello che poi segue anche la gestione dell'aiuto, no? Diceva per nota nella gestione dei primi anni per aiutare mediante i primi anni diciamo della loro nel pieno campo, perché chiaramente per la pianta è uno stress. Qui vorrei fare un inciso, ma sempre diciamo, dal punto di vista imprenditoriale, perché abbiamo avuto l'esperienza, in particolar modo quest'anno, che ahimè ci sono visti impianti dove si è forestato e non si è bagnato e quindi ahimè il risultato è zero. Ma devo anche evidenziare un altro elemento, ci sono delle esperienze dove abbiamo forestato, dove abbiamo piantato, abbiamo irrigato tanto, vedetemi, ma tanto, e nonostante ciò, parlo in particolar modo al nord, ovviamente dalla regione della Luna, in particolar modo al nord, le temperature sono state talmente fuori regola, fuori norma, non abbiamo mai visto questo, dove abbiamo misurato la temperatura del suolo a quantità di 15-20 cm, che nella fase di impianto è la misura che interessa la zona zolla della forestale a 32, 33, 34 gradi mattina, pomeriggio, notte e sera. Quindi non non è discussa l'esposizione termica, non c'è stato un momento di tregua per le giovani piante messe a dimora nei piani di forestazione, sono state seguite per l'irrigazione con il buco quantitativo di acqua, nonostante ciò le piante sono collassate. Abbiamo visto l'esperienza della fotografia di tutto, dove le radici erano lesse, erano restate, abbiamo osservato, e questo si può servire un
che sono i riporti di esperienza, e laddove abbiamo un attimino di intanto il terreno, dove la pianta ha trovato il terreno più ricco, è riuscita un attimino a correggere questo diciamo, non abbassamento di temperatura del terreno. Abbiamo anche, perché laddove abbiamo lasciato crescere l'erbaccia, quella che diciamo l'erbaccia, le altre hanno in un certo senso nei momenti di riservato la regione del bianco. Per due aspetti: uno, perché chiaramente l'erba ha ombreggiato il terreno e quindi ha, diciamo, per piccola parte, ma faceva la sua parte, diciamo, ha contribuito ad abbassare quindi la temperatura del suolo. Dall'altra, quando magari la pianta, la tua piantina all'interno del cerchio è in maniera più bassa rispetto alle piante infestanti, sta ombreggiata. E realmente, ripeto, la situazione estrema, io spero veramente che sia stata una cosa straordinaria, anche se ahimè lo vediamo fortemente, che quello che è successo a giugno, luglio, agosto di quest'anno non si ripeta nei prossimi anni, ma se così fosse, noi a livello lontano, la vedo veramente dura a fare impianti nonostante siano seguiti da parte, nonostante sia un errore 5 anni di mantenimento, con le relazioni di soccorso, con le relazioni di soccorso, quindi ma non solo soccorso, anche più soccorso, non ce la faranno mai, non ce la faranno. Speriamo che, non lo so, magari anche per il sistema, ci adatteranno, speriamo che questa migrazione assistita o questo discorso legato al fatto che magari dopo possiamo piantare piante di latitudini, diciamo, che ci sono temperature maggiori, ci aiutano. Facciamo attenzione su questo aspetto perché stiamo vedendo veramente in campo. Vado verso la fine, perché appunto ho detto già mi ha detto 5 minuti. Allora, l'altro elemento che effettivamente potrebbe essere un elemento forte e importante di collaborazione tra la vivaistica pubblica e privata è quella che potremmo effettivamente attuare dei piani di pianificazione dei contratti dove il privato sapendo per tempo il vario privato, sapendo per tempo quali sono le necessità da parte diciamo così, dei propri acquirenti di richieste, può pianificare con il divario pubblico il materiale necessario di stagione in stagione, un po' come si fa anche con alcune diciamo così, coltivazioni ornamentali e questo sicuramente ci aiuta. Poi bisogna adeguarsi anche un po' a quello che è l'articolo 23 del 198 perché riguarda le pratiche commerciali, per quanto riguarda poi effettivamente quello che è il discorso perché si diceva e quindi diciamo, dare la possibilità del privato di poter avere giustamente dei marchi di guadagno, ma questo passa anche poi da una collaborazione tra gli elementi di questi prezzi, perché chiaramente questi prezzi dove andiamo a identificare quanto costa la giovane piantina sono quelli che sono poi utilizzati per gli anni perché ci sono poi i progetti diciamo così di forestazione privata. La formazione, se ne è parlato assolutamente, noi chiediamo la possibilità di avere anche una formazione comune, allineata, con quella che è la ricerca forestale pubblica e privata, perché questa collaborazione passa anche da qui, soprattutto legata al grande problema del patrimonio sanitario che si accanaglia sempre di più. Concludo dicendo che per avere il pianto come sapete la professione Monta e Mori, per avere quelle piante che sono effettivamente resistenti e resilienti una volta che si in campo abbiamo bisogno di produrre piante nuove piante, eventuali piante di qualità perché sempre più sarà maggiore la sfida, come abbiamo detto poc'anzi, no? Della pianta messa diciamo nel vivaio di primo campo. E per fare questo serve formazione, serve anche da questo punto di vista accompagnare le aziende, noi per quanto riguarda
quelle sicuramente il professionista impegneremo per questo tanto, però il dialogo e la comunicazione assolutamente non potranno mancare. Quindi se effettivamente l'impegno è che il vivaio, concludo, il vivaio di produzione forestale pubblico raccoglie sede che crea che fa nascere lo giovane pianta, poi i vivaisti a tutta Italia, dove hanno materiale, assolutamente si mettono a disposizione per diciamo, contribuire ad aumentare in maniera importante quella che è la disponibilità della forestale. L'ultimo veramente ci dava, diciamo, così un nello stomaco, perché ci diceva mal contatti, dopo seguivo la parola d'estate, mal contatti di bianchina. Io vi ringrazio molto per questa opportunità, grazie mille. Grazie, Presidente di Assofforo. Abbiamo finito questa prima ampia panoramica, molto intensa, molto ricca. Siamo, direi, in perfetto orario per poter dare lo spazio giusto ai rappresentanti adesso delle regioni che verranno per presentare la specificità della loro situazione. Noi abbiamo l'impegno di chiudere almeno questa parte entro le 11:30, che poi terminerà appunto in questo orario la diretta streaming. Salutiamo naturalmente tutti coloro che stanno guardando da remoto. Se poi c'è qualche momento, qualche spazio per degli interventi sulla fine, perché ci sono certamente qui tra di noi degli interlocutori importanti e possono avere dei suggerimenti da offrire, vediamo di trovare comunque qualche minuto. Allora, io chiamerei adesso al tavolo per presentare l'esperienza di Regione Lombardia, il dottor Giovanni Garavelli, che è stato responsabile vivaistico del vivaio di Curio e dell'attività vivaistico forestale in Regione Lombardia. Buongiorno a tutti. Sono qua per spiegare per illustrarvi come sta facendo il settore di paesistico, ma anche privato in Lombardia, per venire incontro a quelle che sono le esigenze delle unità di accesso del materiale forestale. Allora, in Regione Lombardia la produzione forestale a livello pubblico è demandata all'ERSA, ente regionale per il servizio dell'agricoltura e delle foreste. ERSA ha un vivaio forestale. L'attività forestale di questo vivaio riguarda tutti gli aspetti, dalla raccolta fino alla distribuzione regionale. La Regione Lombardia già nel 2008 ha pubblicato un registro dei costi delle serie, in nostro caso si chiama Regione. Contiene un elenco di 182 posti da serie, specie individuati come più altre 8 regolamenti individuati come funzionati. Questi funzionati derivano direttamente dal libro nazionale che è stato individuato in risultati. Il regolo è stato pubblicato nel 2008, è stato aggiornato 2 volte nel 2012 e è in corso una terza aggiornamento. Questa mappa che è riuscita a vedere da poi l'istituzione di regolamenti da serie, non parte di tutte le classi dimensionali. Logicamente la maggior parte sono introdotti in zone ordinarie montane perché è una padana purtroppo di aree forestali tutti che la protezione. Questa è una visione insieme dall'alto del nostro vivaio.
però sono 33 punti di coltivazione che si discuteranno l'anno prossimo. Come dicevo, effettuiamo direttamente sommersa la raccolta delle forestali. La gran parte non fatta direttamente dal sicuro, ma anche attraverso i servizi regionali locati in varie zone della Lombardia. Qui vedete una tabella che riporta i quantitativi raccolti dal 2017 ad oggi. La tabella riporta sia specie forestali, lavori che attive. Qui vediamo una media di circa una tonnellata di seme. Una piccola parte di semi di Stato presso l'Istituto Nazionale dell'Università Forestale in Piedi, un ambiente passato sotto i gruppi dell'anno, che riguarda specie che non riusciamo a trovare sul nostro territorio o particolarità interessanti. I semi che raccogliamo lo lavoriamo intensamente, quindi facciamo la pulizia, l'osservazione, messa in semi, semi diretta. Più del 90% delle semi quindi lo raccogliamo direttamente. La nostra produzione è gestita tra i campi in azienda che hanno 2 anni e attendati in 2 anni. Quindi utilizziamo principalmente un contenitore florale e l'altro. Ultimamente, per vedere incontro anche le licenze dei privati, abbiamo iniziato durante il piano forestali in euro da 37. Da parecchio tempo, diciamo nel 2005, siamo anche certificati in Palestina europea, non abbiamo un sistema di gestione della qualità controllata. Questo che vedete è una foto del tentativo di progetto che dovete. Abbiamo cominciato a produrre proprio in vista di quelle che erano le esigenze dell'investimento privato. Abbiamo visto che l'investimento privato è anche interessato a questi piani un po' più di società che poi riporta allo sviluppo finale. Produciamo circa 80 specie forestali, poi provo a vedere da piante di piccola parte, abbiamo un'area per 20.000 piante, fino a piante poi di tecniche, poi come Aster o altri stessi. Diciamo, i principali sono 40 per venire incontro alle esigenze di una produzione maggiore, abbiamo possibile cercare di fare l'attività di semi per pianto, otteniamo per quest'anno una disponibilità di piante a circa 400.000 piante, dovrebbe arrivare a 500.000 l'anno prossimo. Quindi a me sono molto importante perché i discorsi piante alte appunto che di diventare fino al 2020 piante alte devono essere necessariamente piante che devono fare il tempo ordinario. Dal 2020 è cominciata la richiesta da parte di privati, quindi abbiamo distinto due l'utilizzo di piante alte per la destinataria finale all'utilizzo finale per privati invece all'utilizzatore non detto così intermedio per l'utilizzo privato che facesse cosa. Questo è un quadro del personale che lavora presso il nostro taglio, che è un responsabile di shop sia dell'attività di live che anche di attività di esterno. Un tecnico laureato in scienze forestali che è il responsabile diretto dell'attività riveistica. Abbiamo altre 3 persone che lavorano part-time nell'attività riveistica, un tecnico e amministrativi, un capo vivaista di ingenierai a tempo determinato. Tanto per darvi un'idea, questi operai hanno fatto quasi 1.700 formati in curva. E poi abbiamo tecnici operai di altri uffici di ESA che
lavorano sul territorio per la raccolta del seme e la realizzazione delle nostre piante. Questo abbiamo messo per dare un'idea come questo, anche altalenante la richiesta di piani forestali nel tempo, non siamo partiti da cose legate dal 2005. Abbiamo raggiunto nel 2010 un risultato importante, che erano previsti di 180-190 mila piante che erano state distribuite, dopodiché c'è stato un calo continuo che ha raggiunto il minimo nel 2017-2018, 100.000 piante. E poi pian piano è risalita, è diventato il 2020, è stato dimezzato per colpa della Covid. E poi adesso nel 2021 sono arrivati a 100.000 piante. Quest'anno sicuramente raggiungeremo lo stesso quantitativo, probabilmente recupereremo anche, perché in primavera sono arrivati a 120.000 piante uscite. E ad oggi abbiamo circa ordini tra 70.000 piante, quindi più 100.000 arriveremo attualmente. Questo è un quadro che dà illustra quali che sono le state in termini percentuali delle piante per il solo 2021. Però messo per farvi vedere come la quota dei destinatari finali che si sono privati è aumentata praticamente dal 2010, poi è aumentata costantemente, mentre diminuita quella del settore pubblico. Tanto per darvi un'idea, nel 2009 il 20% delle nostre piante stavano nel settore privato, nel 2021 è diventato il 60% del nostro cliente finale, rappresentato appunto dal destinatario privato. La maggior parte delle specie che noi distribuiamo sono conifere, foglie, la conifere nel presente quest'anno rappresenta solo il 2% delle piante a produzione. Per quello che riguarda per un settore pubblico in compagnia, questo vale un risultato, sono state richieste sostanziali di specie mondiali. Voi vedete che sia una componente a cuore che una componente aggiuntiva, diciamo che quello che abbiamo fatto è parte di una specie a cuore, che negli ultimi anni è stata notevolmente anche la componente aggiuntiva. Questo è un po' pesante, ma devo dire che sono velocemente. Nel prossimo già a partire da quest'anno, fino al 2024, per finire con aumentata la testa, abbiamo previsto alcune misure di sviluppo. Innanzitutto abbiamo già comprato prima la macchina per la seduta in produttivo. Pensiamo in produttivo a acquistare anche una macchina automatizzata. Tutti i due che sono 33, stiamo facendo le coperture fuori di antipopile, perché è stata la posizione del nostro vivaio. Realizzeremo anche di coltivazione e un nuovo capannone per stare in la produttiva. Speriamo di aumentare i risultati di coltivazione sia con enti pubblici che con privati e saremo coinvolti in diversi progetti sia nazionali che europei per implementare la diversità e migliorare l'attività. Ultima diapositiva velocissima, per darvi un'idea invece dell'attività di beni forestali che sono obiettivi complessi anche l'attività dei diversi privati. Sono in parecchia 11 diversi privati, e questi tre sono anche direttamente la forza di beni forestali. 11 privati e poi praticamente il nostro livello di violenza. Abbiamo stimato complessivamente a livello lombardo per quest'anno una disponibilità di 158.000 piante e per l'anno prossimo fino a quasi 240.000 piante alte da Messina. L'anno scorso in Lombardia e di
editori privati hanno raccolto quasi 800 giornali e diciamo che stanno in primo anche da raccolta. Ho detto tutto, grazie della ascolto. Giovanni, questi dati abbastanza interessanti, conterei un po' destino tutte le presentazioni poi di raccoglierli e di mettere a disposizione ovviamente del pubblico presente come anche del pubblico a casa sui siti di ANAC, di SISEF, di Fondazione Agroitalia e così via. Il secondo intervento previsto dovrebbe essere quello di Damiano Penico di Regione Liguria, che però non vedo, non so neanche se è da remoto, ma non so neanche come potrebbe collegarsi. Ho visto che ha inviato le diapositive, una presentazione, ma così vediamo. Presenteremo la sua presentazione appunto nel pacchetto tutti i PowerPoint. E allora chiedo ancora a Lorenzo Samorgano di intervenire questa volta per raccontarci dello stato della digestica forestale. Il mio cappello è molto scarna, sono dati che infatti provengono dal settore regionale che gestisce i vari forestali, regionali, in parte da ISPRA che ha sempre supportato in questi anni la Regione Piemonte, in particolare per l'individuazione e la caratterizzazione dei popolamenti della nostra di segni e di strade. Allora, iniziamo con un divide, sono i numeri della... I divide quest'anno in Piemonte sono ancora 3, il numero di grado speculamento divide invece le aziende turistiche private di produtto hanno la licenza però un paio di sono quasi 60 aziende private che gestiscono appunto il settore sanitario e con una licenza per la produzione del forestale. Sulla collaborazione di pubblico privato ho già parlato nella sessione precedente. La produzione dei vari forestali pubblici, questa all'incirca sono 260.000 piantine acque all'anno, quindi sono inferiori rispetto alla Lombardia. Complessivamente con il settore privato, le partite abbiamo accolto un poco a settembre, a seguito di una richiesta dell'anno del MIPA, arriviamo poco sopra le 300.000 parlando di spese autoctone, arboree. Gli enti vari regionali si producono 1,81 spese arboree positive. In alcuni anni, fortunatamente, questa istituzione pionerò più gratuita, e questo ha degli effetti positivi sia per quanto riguarda l'utente dell'effetto, che sia per la qualità della comunitaria, che adesso è qualitativamente in condizione. Parliamo di materie di base. Allora, i popolamenti da sempre classificati sono circa 140, in alcuni è possibile raccogliere farlo presente le poste da sostanzialmente fino anche più di 15 specie tra nuove e attive. Complessivamente i materiali di materie base classificati iscritti al registro, quindi quelli che sono sottoposti alla classificazione quando che abbiamo comunque ampliato il peso che poi calcolare quello ampliato che non erano identificate, andiamo a circa 240 materiali base.
gli identificati da fonte sono la sono comunque una quarantina di settimane, ci sono materiali anticorpinati. Questi derivano soprattutto dalle piantagioni, dalle collezioni degli studi cloni, caratterizzati poi messe di nuovo piantagioni, per crea e sostituire il produttore che è controllato. Quindi il primo esempio di una fatto certi casi importanti, sia sul piantagione nero, raccogliendo i primativi con giunta Italia internazionale. E questi sono cose, diciamo, le fonti di segni interessanti anche per il testo importante, cioè si raccoglie soprattutto il corpo bianco e il corpo nero. Le raccolte fatte da queste private sono controllate in campo dai carabinieri forestali con cui c'è una convenzione il ruolo si porta alla regione. Il grosso però delle linee nostre unità forestali siamo il superiore al 90% che raccolto ovviamente da parte della Generai e una squadra appunto forestale per forze di lavoro che hanno una responsabilità della certificazione. Quindi tutto il materiale che esce da Generai forestale regionale, specie appunto iscritte elencate nella lista del professore poi internazionale hanno il certificato che segue appunto la direi che queste sono le cose principali. Poi se qualcuno eventualmente ha delle domande poi Piemonte combattente non c'è una struttura appositamente a gestione di operai forestali, ma fa capo a una direzione sono opere pubbliche in cui ho incardinato noi del settore foreste fino a 3 anni fa, e se ne sono certamente una performance di corporazione. Grazie. Lorenzo, abbiamo un quarto intervento Regione Emilia-Romagna, però non vedo nessun rappresentante. Va bene, non vedo che abbiamo interventi che sono neanche bene con agricoltura, va bene, quindi chiudiamo in questo modo la panoramica del settore regionale. Naturalmente non abbiamo ascoltato la voce di Puglia, di Veneto, di Friuli e di Emilia, che sono comunque altri soggetti che naturalmente compongono il puzzle del sistema dinamico almeno di questa parte del bacino padano. Lascerei invece a questo punto, perché abbiamo tempo, 10 minuti, passo a qualche intervento per domande e relazioni che sono ancora presenti, piuttosto che interventi di riflessione su come, io direi in modo particolare, riuscire a procedere in termini concreti, stante la complessità e la difficoltà delle situazioni, a conseguire quegli obiettivi che da diversi sono stati elencati e sono riportati soprattutto all'interno delle 4 tipologie di aree declinate dal manifesto originatorio. Quindi se c'è qualcuno che vuole intervenire, vedo giornalisti, vedo ricercatori, vedo professionisti, e quindi proprio ci dicono il nome e l'intervento. I abbiamo fatto parte, sono l'evento forestale del Calabria privato. Noi facciamo uno sforzo di 20 anni per posizione. Allora, stamattina ho avuto la parte di
di quello che io immaginavo nel proseguo della carriera dell'università mia privata e del futuro per i giovani. Cosa è successo? È successo che si chiede la certificata, però fatta dall'università. Questo è una cosa perché i numeri noi possiamo fare solo principalmente in questo modo, cioè che qualcuno possa raccogliere nelle varie regioni di rapporti regioni invece come regioni in posti da e che qualcuno porta avanti un sistema di database che possa interloquire con tutto il Ministero. In questo modo noi saremo molto più liberi di produrre piani esami sicure, certe, facendo anche numeri in questo modo, perché molte volte a noi direttamente ci viene complicato. Adesso io dalla fila andare a contattare, perché magari sulla fila non c'è produzione di qualsiasi service, sul Gargano magari quell'anno potenzialmente ci sono anche magari però nessuno sa che c'è questa esistenza, o nessuno. Quindi ecco, io spero per la parte che potesse valorizzare chi possa essere creare un database nazionale che possa coordinare tutte queste attività di raccolta delle enti e tranquilla per produrre in modo serio quello che possiamo fare quest'anno. Grazie per questa collaborazione perché sono parte di voi. Grazie mille per questo intervento, ha aperto il ghiaccio e quindi questo ghiaccio non avevo poco dalla Calabria. Qualche intervento ancora? Paolo. A proposito di una cosa che non ho detto prima, volevo la ricerca di Sara Povati e non me la detta, e allora dico io, brevemente. Il video ci ha parlato della stanza, della domanda al urbanistico e di queste unità che richiedono, per la stanza, quello che stiamo vivendo adesso. Per il settore urbanistico, dove chiediamo professionalità, chiediamo formazione, chiediamo una strutturazione, chiediamo una governance, abbiamo bisogno di continuità. Abbiamo bisogno di continuità. Non pensiamo di fare un po' così, perché così adesso lo facciamo e poi non è che abbiamo un terreno sconfinato, dobbiamo pensare anche alla produzione dentro, che ci serve anche per contrastare la crisi climatica, che sostiene gli imprenditori agricoli di loro reddito, che deriva dall'integrazione di vari fonti, ma che fa sì che ci sia un ciclo produttivo che mantiene una domanda. Altrimenti costruiamo un bel bastimento, perché adesso abbiamo di fronte il mare da attraversare, poi questo mare si asciuga a piano e noi troviamo quel bastimento per attraversare il Giulicacolo. Quel bastimento andrà a sono i momenti di calo, di stanza, di cui parlava prima. È chiaro che io sto chiedendo una cosa di cui non ho assolutamente la convinzione della posizione, però è un problema. È un problema perché purtroppo il rischio che ci siano ulteriori fasi di stanca, cioè quindi proviamo a ridurre queste fasi di stanca in modo che la vivacità pubblica non venga dimenticata per quello che è successo, soprattutto come ha sottolineato dalla forza identità tribunale, anche se hai una cosa di queste, anche la deprimente quantità di prodotti, dobbiamo guardare la produzione francese, quello che si parla di
benissimo. Io ricordo di aver letto qualche anno fa un trafiletto di una rivista francese di parecchi francesi si lamentavano del poco sostegno da parte dello Stato perché loro 180 milioni di bambini malati sanitari, ma i tedeschi ne facevano quasi 300 milioni. Noi abbiamo delle metà, però nella quasi che tutte le regioni hanno ancora il dibattito di Stato, cioè mantenuto il sapore, alcune regioni, ma ancora esistono. Allora, affinché possa essere un sostegno alla domanda che adesso più di tanto arriva forte, e un sostegno anche del collegamento con la università privata, pensiamo a come far sì che non sia soltanto una moda, ma sia un sostegno a una strategia di lungo periodo. Grazie per la sua rispondo, anche per questa ultima sollecitazione nel dire il titolo che ho passato, ci sono aziende del centro-sud, grande produttori di giovani bambini di territori territori, fanno pensare di convertire le aziende, quindi quando tu converti un'azienda non la fai per un breve periodo, stai convertendo un tipo produttivo e quindi voglio dire, hai l'idea di, diciamo così, continuare poi dopo anni quella che è la produzione e quindi mantenere quella certa continuità che giustamente dicevi, quindi perché era inciso, ma questo va. E poi un altro elemento, per fare questo, come detto nell'ultima battuta, noi abbiamo bisogno, io sto vedendo perché sto lavorando con il Genere Maria su PSN, che poi saranno varie destinazioni di PSN, noi abbiamo le nostre note, ma abbiamo iniziato perché alcuni elementi che danno sostegno e contributo all'acquisto delle piante, non a tutto quello delle piante, ma l'acquisto della pianta, noi abbiamo chiesto chiaramente di poterlo, diciamo così, ripristinare come PSN, perché sono cose che scappano, ma sono cose sostanziali, perché poi alla fine anche la produzione privata ha un po' questa cosa qui, ci sono altre cose che magari esistono, che visualizziamo proprio per produrre dal punto di vista. Salve a tutti, sono Francesco Benoni, presidente di Foro di Benefici. Addirittura fare sulla riflessione. Secondo me molto importante anche quello di conoscere il numero vero di cui abbiamo bisogno di piani postali. E io spero che ci sia anche una certa, vengono sollecitate le amministrazioni pubbliche, i comuni, noi dobbiamo avere dei progetti e conoscere il numero delle esigenze. Questo è un qualcosa che per me che anche a livello del privato diventa interessante, perché dobbiamo conoscere quanti numeri producono. Ecco, quindi secondo me da parte delle comuni, eccetera, vanno stimolate le amministrazioni pubbliche, comuni, eccetera, a fare dei progetti a lungo termine per scrivere annualmente quante piante possono aver bisogno. Allora cominciamo a lavorare veramente su qualità e possiamo fornire proprio delle piante di domanda su livelli di sane e perfette. Grazie. Guarda, mi è piaciuto questo intervento perché pone con attenzione uno dei temi che è una delle filiere dell'urbanismo pubblico e privato, la programmazione. Riuscire con certezza a sapere che cosa produrre, per quando e in che quantità sarebbe l'ideale per tutti naturalmente. Ma mi sembra che questa filiera la vediamo male. Allora rilancio la domanda però, dal punto di vista soprattutto dei produttori di veicoli privati, ma anche ai pubblici, perché loro è un tema importante, quali potrebbero essere le azioni
che a livello ministeriale, regionale o locale potrebbero essere messi in atto per migliorare quantomeno la capacità di programmazione della produzione di vivaiistica, perché questo è certamente uno dei nodi. Allora, voi che chiedete come dire, questa importante fattore che sta dentro gli elementi della produzione, che cosa potreste suggerire all'amministrazione pubblica? Voi parlate le regioni piuttosto che i comuni, che cosa si potrebbe fare per migliorare questo aspetto? Vale anche per i diversi pubblici presenti. Allora, per fare un riferimento, ad esempio, parlo di un'amministrazione comunale, dove ad esempio a Verona abbiamo tutto il parco dell'Asia, abbiamo delle aree che hanno vincolo strategico, che probabilmente sono fatti, quindi se un'amministrazione avesse il progetto, il programma di arrivare a una pianificazione e creare queste finanziarie, un progetto fatto bene, probabilmente potrebbe fare una richiesta proprio in momento di agricoltura per fornire una richiesta di quantità di piante per sviluppare queste aree. E sono aree che parliamo di ettari, non piccole. Naturalmente saranno anche le varie situazioni a dover sollecitare i comuni, è un lavoro che non va comunemente, deve essere, però io penso che i comuni tante volte vengono già destinate a delle aree di ricollocazione. Naturalmente sono dei progetti che vanno seguiti. Questo per me può essere un'idea, come Verona presenta piano di pianificazione di top con la determinata richiesta di avere dei tipi platform di avere operative, si può arrivare a far fronte al comune di Verona un po' di quantitativo. Verona, Padova è esperienza, questo può essere un inizio perlomeno, poi a livello delle amministrazioni comunali, insomma, ecco. Grazie. Al volo anche mi collego al collega del collega. Allora, io parlo prima del database e parlo del materiale di base, quindi del segno. Quel database invece dovrebbe essere, se parliamo di PSR, di canali, le varie regioni devono fare parte di questo database, perché parliamo di piani che vanno ambientati in determinate ambienti, sia urbano, sia urbano, sia bosco. Allora, entrando in questa database, 2 anni prima, per i investimenti che le varie regioni vanno a investire per un sviluppo se parliamo invece adesso per dei 60 milioni di euro che devono impegnare per i città metropolitane, poi sappiamo che sono state finanziate X città metropolitane, sappiamo che servono da adesso al 2025-2026, non così preciso, perché sono 3 milioni di piante per le città metropolitane nazionali. Però dobbiamo avere stata fatta ormai si può fare di tutto. Grazie Paolo Mori, Nada. Allora, di Enrico è secondo me anche da cogliere come pubblica amministrazione in termini di banchi, perché i termini di produzione di vivaiistica sono più o meno lunghi, e talvolta sono molto più lunghi di quelli di banchi, e quindi costringono il beneficiario del bando ad andare a testare piantine pubbliche e andare a del mercato, e non programmando la produzione. Quindi questo è un elemento fondamentale. Non è un elemento fondamentale per riuscire. Quindi, giusto, sappiamo che il PNRR ha 3 miliardi, allora dobbiamo sapere dove sono, e non mi dire che nel 2024 a giugno ti dicono i soldi e quindi non le puoi più comprare. Da te poi lo dice, e questo è fondamentale. Paolo ovviamente è un intervento che ha dato l'assistenza fondamentale. Allora, purtroppo, come io, Alessandra,
quando sono usciti i contratti di coltivazione per quanto riguarda le piante forestali, le più volte abbiamo, quindi noi sempre in italiano, abbiamo evidenziato delle fasi interlocutori di discussione a livello ministeriale che non andava bene nella direzione che stiamo andando. Purtroppo, devo dire purtroppo, questo lo richiede, devo dire che le regole per ascoltare ci sono state, ovviamente siamo andati per le elezioni, purtroppo non siamo riusciti ad ottenere quello quell'anno, perché la nostra esistenza era che la pubblica amministrazione di Paolo per dare quello spazio per respiro al sistema produttivo, deve darlo per tempo, con anni, invece che per quanto riguarda la produzione forestale, alla fine l'ho sollevato anche in occasione del congresso SIVER poco tempo fa, è stato detto che non è la pubblica amministrazione che fa il contratto con il barista, ma è colui che poi va a fare l'impianto, quindi colui che vince la gara d'appalto. E quanto tempo ha? Quanto tempo ha il produttore per capire che cosa attenuta la gara d'appalto ha bisogno? 2 mesi, 3 mesi? Non si produce una pianta in questo tempo, per cui ha poco valore. Secondo me il valore del contratto di coltivazione che stiamo dando a noi, che è quello che accennavo prima, che dovrebbe essere anche tra il barista privato e il barista pubblico, perché in questo momento questo lo si fa anche con 1 anno e 2 anni di anticipo. Questo è essenziale. Il PNRR, devo dire, e qui tengo qualcosa a favore, devo dire che sul sito del Ministero ha ben identificato, sì, servono da qui al 2024 6 milioni di euro di piante, ma ci dice bene che per il primo anno nel 2012 quest'anno è piantato 1.650.000, l'anno prossimo 2 milioni e 3, l'anno dopo 2 milioni e 3. Ora, qua io dico il sistema di verifica ci dà spazio di pianificare insomma un po' quello che è il crescendo che ci sarà di richiesta almeno per il PNRR, poi sappiamo che c'è tanta altra roba, però qui sappiamo. E in più mi permetto anche di dire che sempre all'interno del sito troviamo che sono all'interno, è stato ben definito dall'INPE quali sono gli eventi delle piante che vanno sulla città metropolitana di Milano, piuttosto che quella di Catania o quella di Venezia. Quindi anche lì abbiamo un elenco di piante, si torna a dire per il PNRR, però sappiamo che questi elementi sono anche di spunto quando la città, che non è città metropolitana, o la provincia o il comune magari un po' accorto, uno sguardo, una bircatina a livello, diciamo così, di covertura a livello ministeriale che prende come spunto, per cui io dico al mio sistema imprenditoriale, guardate, un po' di macro, se vogliamo darci un'idea in che direzione andiamo, ce l'abbiamo, perché questo caso qui ce l'abbiamo. Quali tipologie di piante vediamo? Ovvio, l'aiuto grande verrebbe dalle regioni, diciamo, dalle pubbliche amministrazioni, se effettivamente ci fosse questo cambio, questa necessità e questo contratto di politica fatta in maniera seria. Un esempio, che spero, ne parlavo prima di quello di spero che possa essere preso anche da altre regioni. La Regione Lombardia ha già di recente pubblicato il bando boschi, all'interno del quale c'è una scheda che dà dei criteri premianti per quelle pubbliche amministrazioni che comprano da vivai locali, comprano da vivai, semplicemente per le pubbliche amministrazioni che fanno contratti di coltivazione direttamente con i vivai, perché qui stiamo scrivendo quella che è il vero contratto stiamo promuovendo il vero contratto di coltivazione e al tempo stesso, diciamo così, dà un occhio di riguardo a chi effettivamente e qualitativamente, diciamo così, anche formalmente iscritto per quanto riguarda la produzione forestale, che non è così ovvia, ecco. Per cui direi che ci sono degli spunti buoni all'interno di questo bando verdi di recente nazione, però deve essere uno spunto anche per altre regioni.
perché è importante, perché parliamo del qualcosa di fatto che è buono, vale, perché altro prende il punto, non è male, non è la carta Grazie Nara per questo tuo contributo, mi hanno avvisato appena adesso che ci sono due colleghi in collegamento che potrebbero intervenire, giusto? Allora, una Caselli Luisa di Regione Lombardia e Luigi Padonari di Regione Liguria. Darei la parola subito a Luigi Padonari, se possibile, come? Ah, lui deve attivare. Allora, buongiorno, mi chiedono la regia di attivare la videocamera e così ti vediamo, attivare ovviamente anche il... Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori per l'invito e la regia per aver risolto i problemi di collegamento. Condividerei subito il mio schermo in modo che possiate vedere la mia presentazione. Allora, oggi sostituisco il collega Damiano Penco, io sono Luigi Spandonari e lavoro in Regione Liguria al settore politiche della natura e delle aree interne, protette marine, parchi e biodiversità. Con i colleghi Penco e Traverso ci occupiamo di forestazione, il nostro settore è competente sul tema. Ci piace inquadrare sempre un attimo la questione forestale ligure sulla base di alcuni dati e alcuni elementi essenziali. Noi abbiamo 387.000 ettari di foreste, di boschi e aree forestali su un totale di 540.000 ettari regionali di superficie e attraverso già questa prima immagine, che vale più di 1000 parole, potete vedere come sia la vocazione forestale della Regione Liguria. Il trend di declino delle attività agropastorali e l'aumento della superficie boscata è una costante sul nostro territorio che non ha pianure e raggiungiamo percentuali di superfici boscate che potremmo definire bulgare. L'INFC evidenzia anche purtroppo le scarse utilizzazioni che vengono fatte sul territorio e una media relativamente bassa di provvigione forestale. Vediamo un attimo invece qual è la situazione vivaistica ligure. Fino all'approvazione del programma forestale regionale esistevano 4 vivai forestali regionali gestiti dalle diverse comunità montane. Col programma forestale regionale poi si era deciso di concentrare l'attività dei vivai forestali su un'unica struttura in modo da razionalizzare l'attività. Purtroppo poi con la fine delle comunità montane siamo rimasti un po' sguarniti nell'ambito dell'attività di gestione e solo i vivai di proprietà regionale hanno mantenuto l'attività vivaistica forestale. Uno, ovviamente non più gestiti dalle comunità montane, uno è stato affidato in gestione a un'impresa privata che ha avviato un'attività commerciale affiancandola alle attività forestali, e il vivaio di Pian dei Corsi che è stato gestito fino al 2021 da Fondazione Cima, una fondazione di ricerca. Attualmente sono in corso procedure per la concessione in gestione della struttura. Fondazione Cima ne ha fatto, per il periodo in cui l'ha gestita, anche uno spazio per la didattica con percorsi, laboratori per le scuole suddivise per tematiche e fasce d'età e ricerca scientifica per appunto investigare la biodiversità ligure. Passo alla slide successiva in cui vi faccio vedere l'attività che viene ancora svolta sul vivaio di Masone, quello gestita da un'impresa commerciale per la produzione vivaistiche, diciamo, di più ampie
respiro, anche se inizialmente era stato anche previsto dalla comunità montana la creazione di un laboratorio per la biodiversità forestale che attualmente non è in uso. Invece il vivaio di Rialto, quello gestito da Fondazione Cima, ha una collocazione forse stupenda dal punto di vista paesaggistico, ma poco funzionale alle produzioni vivaistiche moderne, in cui la necessità di meccanizzazione è preponderante rispetto alla possibilità poi di avere del materiale prodotto in maniera economica e funzionale alle esigenze di rinnovazione del bosco. Vedete qui le fasce e una piccola serra ombreggiata per le piantine. Nel vivaio di Rialto si era anche svolta l'ultima edizione della DIMAF e forse ha influito anche il fatto che sia stata l'ultima, la difficoltà di raggiungere il sito per le strade particolarmente strette e la situazione logistica dell'area. Vediamo invece quali sono le caratteristiche del territorio ligure per quello che riguarda le possibilità di sviluppo del settore vivaistico. In Regione Liguria abbiamo condizioni fitoclimatiche ed ecologiche molto varie. Sulle basi di queste peculiarità l'APAT negli anni 2000 aveva fatto uno studio specifico sul caso studio della Liguria e il materiale di propagazione forestale e conservazione della biodiversità, con l'obiettivo di definire modalità e procedure per l'individuazione delle aree di raccolta dei materiali forestali di propagazione in tutta Italia. Furono individuate 23 aree di raccolta e mappati e scadati 54 popolamenti di differenti specie autoctone. Queste sono le aree di raccolta che erano state individuate dal 2000 con lo studio dell'APAT. Successivamente il settore vivaistica forestale non ha avuto, in seguito agli anni 2000, non ha avuto gli sviluppi auspicati anche a seguito delle drastiche riduzioni delle attività di rimboschimento. Gli ultimi rimboschimenti in Liguria finanziati con finanziamento pubblico si riferiscono ai regolamenti 2080 del 92. Successivamente con i vari PSR non sono stati più finanziati rimboschimenti. Però avevamo voluto riprendere nel 2016 le attività di studio e rivedere le aree di raccolta dei materiali forestali di propagazione, affidando alla Fondazione Cima il compito di individuare e razionalizzare queste aree secondo dei parametri che a suo tempo erano stati stabiliti come possibile per la possibilità dello sviluppo del settore. A seguito di questo studio vennero definite 20 aree di raccolta che nella provincia di Savona, che poi successivamente sono state iscritte parzialmente nel registro nazionale dei materiali di propagazione nazionale. 13 di queste aree infatti sono inserite nell'elenco nazionale di materiali di base. E queste sono le aree di raccolta attualmente iscritte al registro nazionale sulla base delle regioni di provenienza solamente appenninica nord-occidentale. Noi abbiamo 2 macro regioni che insistono sul nostro territorio per quello che riguarda le regioni di provenienza e nostra intenzione è quella di sviluppare anche la parte orientale del nostro territorio. Abbiamo ancora un grosso lavoro da svolgere e su questo confidiamo sui finanziamenti per l'attuazione previsti dall'attuazione della strategia forestale nazionale, che ci consentono di definire nuove attività nei diversi ambiti territoriali.
col PSR 2023-2027 attiveremo la misura per la conservazione in situ e la misura di accompagnamento al fine di continuare l'attività di ricerca e la definizione di nuove aree di raccolta sul restante territorio. Praticamente, pur non potendo aver seguito bene il convegno perché per problemi tecnici, credo che dalla visione della presentazione delle slide di chi mi ha preceduto, questa situazione sia stata già evidenziata, le nostre problematiche siano già state evidenziate. Credo che sia necessario collaborare, creare dei centri di collaborazione interregionale perché le forze e le disponibilità regionali per poter progredire sullo studio e sulla realizzazione di questi lavori non siano sufficienti e non ci siano neanche le convenienze economiche senza un coordinamento a livello nazionale e interregionale. Grazie mille di questo tuo intervento che apprezziamo, anche se è arrivato un po' in ritardo, ma comunque utile il contributo alla discussione. Grazie, siete in linea Luisa Caselli ancora, non so se voleva fare un intervento. C'è la seconda. Io vi sento malissimo. Ah, scusate. Sì, lascio la parola alla collega Cagelli. Grazie Luigi, buona giornata, grazie di aver partecipato. Chiedo alla regia se c'è in linea. Lui che si discolleghi. Ah no, ok. Luisa Cagelli, eccoci qua. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno. No, approfitto per un saluto, per ringraziare. Io purtroppo non ho potuto presenziare per un problema mio personale e sono riuscita a seguire in parte su YouTube e in parte con il collegamento che è stato attivato anche per la Regione Liguria. La situazione di Regione Lombardia è stata illustrata dai colleghi di ERSAF che hanno raccontato quella che è l'attività che è stata svolta dalla Regione in passato e che viene svolta attualmente da ERSAF. Il collega Camoriano ha evidenziato quelle che sono le possibilità future di finanziamenti sul settore della vivaistica. Faremo delle valutazioni, ci sarà sicuramente da rivedere in parte il registro regionale dei materiali di base per fare degli aggiornamenti e per valutare tutti gli attuali materiali di base iscritti dal 2008 sostanzialmente nella categoria degli identificati alla fonte. Le informazioni che sono state acquisite nell'arco di questi anni permetteranno sicuramente di passare alla categoria dei selezionati parte dei materiali. Un coordinamento interregionale nazionale sicuramente è utile, esiste la commissione tecnica del 386 che svolge, diciamo, questo ruolo, per cui sicuramente la commissione potrà dare delle indicazioni utili, come in parte ha fatto fino ad oggi, lavorando, come ha segnalato la dottoressa Stefani, molto nell'ultimo periodo che è stato quello che effettivamente ha avuto la possibilità di lavorare, per quanto detto appunto in precedenza. Gli spunti che Camoriano ha evidenziato come questioni aperte sono sicuramente da approfondire, ci confronteremo come abbiamo fatto e come stiamo facendo da tempo con lui e con le altre regioni del nord e non solo con le regioni del nord, e di lavoro da fare ce n'è e sicuramente cercheremo di farlo in collaborazione. Un buon saluto a tutti e buon lavoro.
Grazie Luisa, anche di questo augurio. Ci sono altri interventi, Giustino aveva alzato ma poi passa ora altri parti al punti, siamo andati un po' oltre, ma comunque abbiamo recuperato questi ultimi due interventi che era comunque utile fare. Va bene, allora se non ci sono altri interventi, io chiuderei proprio con queste parole di Luisa Catelli. C'è molto da fare e bisogna farlo lavorando insieme. Questa è la prospettiva, credo che tutti dobbiamo avere. Il processo oggi attivato da Fondazione Alberitalia, SISEP e ANAP, quello di costruire un percorso per non solo immaginare, ma definire e portare a realizzazione un sistema vivaistico integrato, pubblico-privato, moderno, capace di rispondere alle sfide che sono state elencate. Questo è l'obiettivo, questa è una prima tappa, abbiamo detto che ce ne sarà un'altra in futuro, come il convegno nazionale a Roma, dove provare a fare sintesi, ma sono solo come dei laboratori, perché poi in realtà il vero lavoro bisogna farlo all'interno delle proprie organizzazioni, dentro le regioni, dentro le istituzioni, dentro gli studi di ricerca, dentro i divari privati. Quindi auguro anch'io di ringraziare innanzitutto voi della presenza, di quelli che ci hanno ascoltato da remoto. Il cammino è aperto, il cammino parte facendo un passo dopo l'altro, questo è il primo passo e siamo convinti di arrivare alla fine facendo delle buone cose. Grazie.